Buongiorno a tutti. Via. Oggi vi presento gli ospiti del giorno. No, aspetta un attimo, prima di presentarli, aspetta che cominciamo la trasmissione. Buon pomeriggio! Un applauso a Lucrezia per cortesia perché è nuova, anche lei partecipa, grazie a Fabrizio Astolfi. Mi applaudisco, poi è bellissimo, è perfetto italiano, va bene così. Allora, ringraziamo naturalmente Fabrizio Astolfi, benvenuti all'altra domenica. Il tuo sport in poltrona in questa domenica assolata, cara Gemma. Buon pomeriggio a Gemma, naturalmente a tutti i nostri tecnici, ovvero sia Maurizio, Enrico e tutti i tecnici del campo. Omar Costantini, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Poi Lucrezia Ludovica, perché lei è nobile, poi ne parliamo. Va bene. Poi c'è anche una fascia. Perché non hai portato la fascia oggi? Potevi mettere una fascia. Vabbè, dopo vediamo un po' tutto. Buon pomeriggio a Gemma, naturalmente. Ciao a tutti, benvenuti all'altra poltrona, giusto? L'altra poltrona, sì, esattamente. Devo dire che noi portiamo bene la domenica perché, a parte una domenica, questa è la 13ª o 12ª, non mi ricordo che puntata siamo, 12ª, è sempre stata una domenica assolata. E quindi continuiamo con la nostra... per la mia grande gioia. Sì, qua sembra di essere fuori al sole perché fa un caldo... Sembra. Incredibile, Lì, no? Da questa parte dello studio invece abbiamo le stalattiti, le stalagmiti che pendono ovunque. Se vuoi venire qua, sederti con noi. No, grazie, sto benissimo qua dietro. Devono ancora arrivare degli ospiti. Allora, buon pomeriggio a tutti, ovviamente parleremo di tante cose come ogni pomeriggio, ogni domenica pomeriggio. Soprattutto parleremo di calcio? No, parleremo di tante altre cose perché di calcio ci pensano ovviamente tutti gli inviati dai campi, che anche quest'oggi sono in tantissimi. Adesso sì, Ludovica, Lucrezia, Miss Daris, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, adesso puoi cominciare a presentare gli ospiti, almeno quelli che ci sono, gli altri sono in arrivo. Prego. Perfetto. Ospiti del giorno. Duilio Alù, allenatore Cordenons Juniores regionali. Buon pomeriggio Duilio. Buon pomeriggio a Oggi voi. che abbiamo fatto anche una bella sorpresa perché abbiamo in collegamento diretto San Vitese Cordenons. Tu ieri hai vinto con la tua formazione, la tua squadra, mi dicevi prima. Sì. Siete anche voi bene in classifica come il Cordenons, no? Sì, certo. Ecco. Ci difendiamo, dai. Ecco, per cortesia non essere con me timido. La perché famiglia è la stessa la e famiglia di è la conseguenza... Poi ci spiegherai il segreto di questo Cordenons, salito in eccellenza, ripescato e quest'anno una protagonista, voglio dire, no? Perché siete lì, poi ieri con la sconfitta del Vesna, se oggi il Cordenons va a vincere a San Vito, insomma, è lì. È lì. Dopo certo. vediamo naturalmente la classifica. Prego Lucrezia. Luigi Bigot. Non è arrivato. Benissimo. Alberto Medeotta. Non è arrivato. Manuela Caliman, cantante. Buon pomeriggio Manuela, grazie di essere venuta. Grazie a te. Stefano Gislon, chitarrista, musicista e compositore. Buon pomeriggio anche un grandissimo ringraziamento Stefano, perché tu sei non proprio l'ultimo che passa per strada. Dopo parleremo della tua carriera. No, dai, parleremo della tua carriera, soprattutto di tua figlia che prima di uscire ha detto dove vai? E cosa è successo? Mi ha graffiato perché stava segnando Chi? l'Inter. L'Inter che gioca stasera ovviamente. E poi abbiamo, noi siamo scopritori di talenti, vero? Chi c'è qua con noi oggi pomeriggio anche? C'è Chiara, la bellissima futura velina. Bene, grazie a Chiara, un applauso a Chiara, la nostra futura velina, eccola qua, cominciamo bene la puntata. Devo dire che Chiara è stata con me in trasmissione in radio. Quanti anni fa erano, Chiara? Tanti, sei nata come ragazzina, sei. Quanti anni fa? 3, 4? 3-4 anni fa a fare una puntata del mio programma mattutino, è stata una puntata molto divertente, ti ricordi? Sì. Che leggevi gli sms, mandavi a quel paese la gente. Sì. Ecco, poi puoi farlo anche oggi, okay. Sì, tranquilla. Okay, siamo ovviamente in attesa, vedete, delle sedie, delle poltrone libere, siamo in attesa ovviamente di altri ospiti che stanno per raggiungerci. Gemma, tu adori il microfono, lo tieni sempre in mano in maniera così leggiadra. Guarda, tra veline, microfoni, te oggi proprio bene, no? Bene, prego. Allora, ho chiamato come primo inviato Maurizio Mazzon perché sono convinta che porta molto bene questa cosa a lui. Ti ha mandato a quel paese? Cosa? Ti ha mandato a quel paese? Sì, mi ha mandato a quel paese perché ha detto che a Pordenone l'hanno fermato e gli hanno detto ma tu chiami solo in trasmissione solo quando segnate voi, quando invece segnano gli altri non chiamate. In realtà è colpa mia perché sono io che faccio i collegamenti e gestisco, ma siccome eravamo in un surplus di collegamenti non l'ho più richiamato e il risultato l'ho detto io settimana scorsa. Tu hai capito qualcosa?
Quindi chiedo perdono umilmente a Maurizio Mazzon, capisce lui, Sì. e quelli che gli hanno detto che chiama solo quando fanno gol loro a Fontana Fredda, non è vero nulla, sono io che chiamo. Ho io Ecco. il potere della cornetta del microfono, Ecco, va bene? oltre il microfono anche la cornetta, siamo a posto. Prego. Benissimo. Sì. Ecco, quindi Quindi abbiamo Maurizio Mazzon per Fontana Fredda Alto Vicentino. buon pomeriggio Maurizio e bentornato tra di noi. Buon pomeriggio a tutti. No, volevo precisare che la colpa sì, in effetti non è della Gemma, ci mancherebbe altro. No, secondo me È della la Gemma, migliore, Maurizio, è la eh. migliore. No, secondo me è la della migliore. Dalle pure la colpa Maurizio, non c'è No, problema. secondo me è tua. Ah, è mia! Allora, guarda, devo dirti una cosa. Secondo me, dalla prossima partita metteranno, hai presente quelle locandine con la scritta Wanted allo stadio Bottega a certo. Pordenone, perché ogni volta che vado a vedere il Pordenone perde. Quindi forse sono io che porto gramma a Pordenone, non lo so. Comunque parliamo della partita di questo pomeriggio a Fontana Fredda. Vi scontrate con uno squadrone del nostro amico presidente Dalle Rive. Che partita cercherete di fare, Maurizio? Beh, cercheremo di fare la nostra onesta partita, essendo consapevoli che purtroppo il gap tecnico con l'Alto Vicentino è molto ampio. Tanto più che oggi vantiamo anche qualche assenza di rilievo in più rispetto al solito e quindi cercheremo di fare il meglio possibile, insomma. Ecco. Ecco, la formazione ci diceva appunto che c'è qualche assenza, in Sì, particolare non siamo riusciti a recuperare né Tonizzo, neanche Ortolan, neanche Malerba e quantomeno Alcantara. Quindi giochiamo dal primo minuto con 6 fuori quota ma insomma i ragazzi sono dei ragazzi lo stesso che ambiziosi a cui piace farsi notare, speriamo insomma che alla fine sia proprio così insomma. Certo, va bene. Allora Maurizio, intanto ti ringrazio, in bocca al lupo al Fontana Fredda, perché siete scivolati nella parte destra della classifica, non è un bel vedere secondo me. Ah, guarda, è chiaro che stare sulla parte sinistra è sicuramente molto più importante, sì. è molto più importante e gratificante, però insomma siamo ancora in linea di galleggiamento, non siamo assolutamente Sì, beh. No, non è assolutamente, poi per essere neopromossi sicuramente è un'ottima posizione. Sarebbe carino se riusciste a bloccare proprio l'Alto Vicentino, non me ne vogliano gli amici dell'Alto Vicentino, però noi siamo in Friuli e Però oggi ovviamente potrebbe scapparci la sorpresa. sì, potrebbe So, scappare la anche perché- sorpresa. Ci fate la sorpresa, Anche perché Maurizio? voi sapete speriamo, anche perché voi sapete benissimo che poi adesso si riapre il mercato di dicembre e ci sono tantissime squadre che sicuramente cambieranno faccia, quindi Sì. bisogna stare un po' attenti anche a questo. Benissimo, grazie Maurizio, naturalmente aggiornamenti in diretta da Fontana Fredda per questo scontro veramente importante, ovvero sia Fontana Fredda Alto Vicentino. Grazie a Maurizio Mazzon da Fontana Fredda. Grazie a voi, grazie a Ecco, voi. grazie. Nel frattempo arriva anche Alessio, prego accomodati Alessio, vai vicino a Duilio dall'altra parte Buongiorno, o buongiorno dall'altra a parte tutti. dove vuoi. E lui dunque è Alessio Rossi. Alessio Ross, buon pomeriggio. Allora, come ti presentiamo? Perché è un po' un casino presentarti. Volontario dell'associazione Gabbiano Amici dell'Hospice. Sì, non Prima sono cosa. atleta, perché tu ti fai in pedalò su e giù per l'Italia, no? Via mare ovviamente. Sportivo, atleta sarebbe un po' Beh, insomma, quanti chilometri ci hai fatto? esagerato. quest'estate? Quest'anno con Antonio siamo in Sì, due e con- abbiamo fatto più di 1000 chilometri via Ecco, mare, in pedalò. pedalando. Ecco. Mi sarei permesso di portarvi anche un pensierino per te, Perfetto. per la redazione. Dopo lo consegni alla Gemma, così la vediamo. Sì. Sì. C'è qualcuno che ha fretta al telefono, Chi è? è Fabio Campagnoli, il nostro Fabio. Fabio Campagnoli. E quindi siccome ha fretta non vorrei che ci lasciasse così in panne, lo lanciamo subito. E Per allora, la partita... per un altro scontro molto importante, andiamo a Carlino o a... No, dovrebbero giocare a Carlino. A Carlino, a Siete a Carlino. Carlino, perdonami Fabio, allora c'è Aris Muzzella e Lumignaco, diciamo una partita già scritta. No, no. Eh? Sono fortunato che sono al telefono, così ne posso fare gesti che in televisione non andrebbero mai fatti. Comunque sto Vabbè, facendo gli scongiuri tra te e la Gemma, speriamo che ci portiate bene anche questa domenica. La tensione è già abbastanza alta, in quanto noi con Lumignacco, che è un po' la nostra, come dicevamo domenica scorsa, mi pare un po' la nostra nemesi, non abbiamo mai vinto. Adesso vediamo, oggi la fretta era dettata che deve un attimino andare in campo e a sbrigare due cose. Dopo sono tutto per voi se mi volete ancora. Devi segnare le righe del campo? Comandi? Devi segnare le righe del campo che devi scendere in campo?
No, devo andare a fare un 2 foto perché dobbiamo fare le foto e le righe del campo fortunatamente sono già state fatte. Speriamo non passi Maradona fare a me. Ok, allora Fabio, ci sentiamo dopo durante la partita, d'accordo? Va bene, buon Grazie. pomeriggio a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ho detto qualcosa che non va. No, Voglio dire, sì. No, ma poi tra l'altro adesso Preciso, non so proprio. più neanche quelle in gesso, dunque è un po' dura adesso tirare su quelle. Sono proprio quelle segnate. Va bene. Allora, abbiamo un gioco, mentre Sono aspettiamo i i prossimi polmoni. collegamenti, parliamo del nostro Poi gioco. A cosa giochiamo oggi, Ludovica? Oggi giochiamo Al medico, al dottore, il medico, l'infermiere, il No. malato, il dentista? No. No, A cosa giochiamo un gioco che si chiama 1 per 2. Sì. Si tratta di indovinare il segno esatto delle seguenti 2 partite del campionato di Serie A. Udinese. Non è questo il cartello, scusate. Non è questo il cartello. Vabbè, lo diciamo a Intanto, voce. Lo diciamo a voce. Udinese Chievo e Verona Fiorentina. Perfetto, quindi le 2 partite di Serie A che riguardano, eccolo qua, Udinese Chievo e Verona Fiorentina, grazie alla regia. Dopo ovviamente io me ne andrò a Casarsa, perché te l'ho già detto prima, Sì. ti lascio sola in mezzo a tutti questi belli uomini. Va benissimo. Sì, perché so che il mio fascino supera la bellezza di qualsiasi persona in questo studio. Prego, allora che cosa si vince se io per sbaglio vinco? I vincitori si portano a casa ben 6 bottiglie di vino con etichetta Pascià, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Bene, come si gioca? Ai, adesso è difficile. Domanda difficile. Potete mandare fin da adesso un SMS o WhatsApp al 348 294 7672. Questo numero lo potete usare anche per mandarci insulti, gentilezze, carinerie, per dire quanto bella è Ludovica Lucrezia, quanto è bella la Chiara, ma soprattutto quanto bello è Omar Costantini. Non Prego. solo, ma anche se vogliono darci il conto corrente per sì, prelevare l'IBAN. soldi, noi siamo Potete mandarci il vostro IBAN, che noi facciamo un anche grid perché io e veloce. Giovanni presto saremo ministri e dunque dobbiamo Sì. imparare il mestiere. Sì, ricordiamo che ci sono anche le elezioni oggi, no? In Emilia Romagna Certo, e certo. in Calabria. Sì. Mi sembra di ricordare. Bene, dunque questo è il gioco, mi raccomando, quindi giocate, le 2 partite non è neanche tanto difficile, no? Udinese-Chievo, aspetta, facciamo gli scongiuri, no? Chiara, facciamo gli scongiuri per Udinese-Chievo, ma tu non tifi l'Udinese, lo so. No, Che squadra tifi tu? Juventus. Ok, Aia. ti salutiamo, la trasmissione è finita, basta Chiara, ti fa L'ha Juventus. detto così piano che non si è neanche sentito. L'ho sentito bene ho io. sentito anch'io la S finale, però voglio dire. Chiara, alza la voce. Juventus. Oh, brava, così ci piace, devi difendere le tue idee. Come le difenderà anche il nostro Antonello Gherardi, che è in collegamento con noi per Triestina Union Pro. Buon pomeriggio Antonello dallo Stadio Rocco. Buon pomeriggio dalla stadio suona, Nereo suona. Rocco di Trieste, questa splendida giornata di sole. Intanto c'è la giornata di sole, poi su splendido lo scopriremo alla fine della partita, questo incontro tra Unione Triestina e FC Union Pro per determinare chi oggi uscirà dal campo vittorioso, sperando che sia la Triestina ovviamente. Buongiorno signor Giovanni. Dimmi. Ma voi state cercando di fare concorrenza al Pordenone della serie record negativi a manetta? Ma certo che sì. Qualcosa da Trieste e Pordenone almeno sono simili. Sì. È un disastro. Comunque oggi vedremo un po' se la cura Perazzoli sta funzionando, se questo nuovo innesto di questo croato e soprattutto di questo argentino, questo tal Clara Gino, che ha finalmente avuto transfer e quindi oggi quantomeno scende in panchina. Vediamo se appunto queste novità porteranno qualcosa di buono alla formazione della Bernata, che ha bisogno disperato di punti, perché insomma la posizione classifica è quello che è, ma è un discorso trito e ritrito, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Una città come Trieste, altro che nobile decaduta, di nobile c'è rimasto veramente poco, c'è solamente il decadimento totale. Lo stadio che è nobilissimo perché è che splendido. devo dire la verità, a colpo d'occhio fa una tristezza incredibile, ma per il resto tutto sommato ce l'abbiamo, almeno noi possiamo dire di avere uno stadio. Manca la squadra, ma è un dettaglio del tutto trascurabile. Quella si farà negli anni, dai. Sì, Va bene, senti, c'è anche, a parte questi due, uno in panchina e uno in campo, dunque dopo il pareggio di domenica scorsa c'è qualche cambiamento? Come il pubblico? No, c'è purtroppo una quasi muta
rassegnazione. Addirittura. Sì, nel senso che ormai il pubblico è molto demotivato, quei pochi che frequentano lo stadio lo fanno perché chi ha acquistato l'abbonamento dice me lo godo fino alla fine e chi invece magari ci crede ancora. Certo è che manca quello scossone che può mutare la situazione che come immagini è disastrosa da questo punto di vista, ma parliamo, magari ce la racconteremo a fine incontro, tra 90 minuti sapremo se qualcosa quantomeno a livello tecnico è cambiato e se la squadra inizia ad assimilare questi concetti di questo allenatore Ferrazzoli, che devo dire la verità mi dà l'impressione di essere molto preparato, quindi non è uno sprovveduto, non è uno che è arrivato a Trieste all'oscuro, è uno che sapendo di accettare la panchina Triestina sa anche di aver accettato una situazione estremamente complicata e difficile anche a livello societario, perché nel frattempo sono arrivate le famose vertenze e quindi la Triestina ha poco tempo per saldare le spettanze della squadra dell'anno scorso. Sì. La situazione è grave, non sappiamo quanto grave, lo scopriremo, come si dice, ai posteri l'ardua sentenza. Benissimo. Quindi per cui lo sapremo tra poco. Noi, ascolta, io dovrei fare il mio lavoro, quello dello speaker dello stadio. Noi ci risentiamo magari più tardi, quando avete voglia di fare una chiacchierata, tutto al più, se non parleremo di calcio, parleremo di altro che vuoi. Guarda, allora, siccome tu sei mega tecnologico, vai sul sito telepordenone.tv, guarda lo streaming. Vi guardo, tranquillo. Guarda lo streaming che c'è la nostra amica Ludovica Lucrezia, che è veramente un bel vedere. Credimi. Lo so, ma voi le fate venire sempre quando io non ci sono, quindi che senso? Guarda che c'è tu, quando c'eri tu c'era un'altra gnoccolona, non è che ci facciamo mancare niente la domenica noi. Va bene? Bastardo di amico che ho, vabbè. Va bene. Allora, vi voglio bene, buon divertimento, ci sentiamo più tardi. D'accordo, a più tardi da Trieste, grazie a Antonello Gherardi. Grazie, ciao. Nel frattempo Omar Costantini a Torino. Sì, allora siamo già nel primo dei 3 minuti di recupero, il Sassuolo sta conducendo 1-0 contro il Torino, il gol è stato messo a segno da Floro Flores di testa, proprio all'86esimo minuto, è stato un bel gol, perfetto cross, d'altronde era anche solo, però ha fatto un bel gol Floro Flores che torna a segnare un gol importante in Serie A. Guarda caso un altro ex udinese, ma ne parleremo poi. No? Metà Serie A, ne parleremo anche perché poi tanto ricordiamo il programma della giornata, già che ci siamo, sì, giocate ieri, Atalanta-Roma 1-2 e Lazio-Juventus 0-3. Metà partita dalla Juventus è stata chiara e trasparente, una vittoria netta che ha imposto ancora una volta la superiorità tecnica-tattica della formazione bianconera. La vittoria della Roma invece ha lasciato perplessi parecchi, perché l'Atalanta ha contestato l'arbitraggio, la Roma ieri sera, devo dire la verità, non dico una mano ma anche un piede insomma, al favore per portare a casa il risultato. Roma che perdeva a Bergamo 1-0 e poi grazie a delle sviste arbitrali insomma, è riuscita a restare agganciata al treno scudetto. Si potrebbe dire che si è un po' juventinizzata ieri? Sai, il calcio a volte dà e torna, no? Esatto, a Roma, in particolare nella capitale, dicono che vengono sempre aiutate le squadre del nord. Sì, la Juventus in particolare. Sì, no? Milan e Inter insomma vengono aiutate. Ultimamente vedo che anche le squadre della capitale, ripeto, la Juventus era vinto nettamente con la Lazio, lì non ci sono dubbi. Mentre, ripeto, la vittoria della Roma lascia un po' desiderare. Certo. Ricordo in corso, ma sta per terminare, appunto Sassuolo 1, Torino 0. Poi seguiremo nel pomeriggio, oltre a Udinese Chievo, Cesena Sampdoria, Napoli Cagliari, Parma Empoli, Verona Fiorentina. Tanto Verona Fiorentina, insieme a Udinese Chievo, è in schedina, la nostra schedina, dunque importante per chi ci sta guardando. Alle 20:45 il derby tra Milan e Inter e poi domani chiude il cartello alle 20:45 Genoa-Palermo. In questa 12ª giornata Volevo dire, Serie A. scusa Giovanni, Prego. se mi permetto, sì, che per il calcio triestino è stata una settimana veramente pesante, perché oltre alla Triestina c'è anche il Cras che ha fatto sì, cambiamenti a livello tecnico, esatto, e qualcuno così vociferando, diciamo attraverso anche Facebook e Twitter, insomma dà un po' la colpa a questo fatto che il Cras, probabilmente avendo questa etnia di squadra con ex giocatori, diciamo giocatori che arrivano dalla Slovenia, dalla Croazia eccetera, pare che sia qualcosa che non funzioni proprio a livello all'interno dello spogliatoio. Paga purtroppo, ne fa le spese mister Arcaba, che oltre ad essere stato un grandissimo giocatore è anche un allenatore esperto e preparato per la categoria. Adesso chi è il nuovo allenatore, Omar? Guarda, onestamente non... Mi sembra che hanno elevato quello della... Sì, mi pare che è passato quello della primavera, degli juniores, sì, è passato, o Beretti come la vogliamo chiamare, insomma è passato... Duilio, potrebbe succedere anche a te, a Cordenos. No, ma è fortissimo l'allenatore del Cordenos, bisogna dire la verità. Molto in gamba. Tanto è finita a Torino.
Spero che non succeda. Che non succeda, ti trovi bene lì. Nel frattempo, come diceva Omar, è finita la partita a Torino, quindi Torino 0 per la regia, Sassuolo 1 ed è il terzo risultato di questa 12ª giornata, non partita, 12ª giornata di Serie A. Nel frattempo so che ci dovrebbe essere un altro collegamento. Sì, esatto, c'è Fulvio Ferone per Tamai Montebelluna. E allora buon pomeriggio Fulvio, bella giornata a Tamai, vero? Sì, buon pomeriggio a te Giovanni, sì, bella giornata, saranno sui 15 gradi, poca gente, molto poca. Assolutamente. E c'è questa Tamai Montebelluna, due squadre che hanno praticamente 3 punti di differenza l'una dall'altra. Piccola curiosità, il Montebelluna ha una squadra con l'età media di 20 anni, il giocatore più vecchio è un 90, dopo scendiamo dal 91 fino al 97. Diciamo, quindi in prospettiva. Diciamo Fulvio che se ci fate vedere la classifica della Serie D, dalla regia ringraziamo, che possiamo dire che il Montebelluna in queste prime partite, oggi si gioca la 12ª di Serie D, è praticamente veramente la sorpresa, no? Perché è una squadra così giovane che ha 19 punti. A parte le due corazzate Padova e Alto Vicentino, Belluno Sacilesi sono l'ONU con la Union Ripa. Sì. Però ti ripeto, una squadra di 20 anni età media, quindi giovanissima, quindi in teoria una squadra con un certo futuro. Sì. Perché se non succedono cose clamorose, tutti 90, 91, 93, 94, 95, in panchina c'è addirittura un 2,97 e l'allenatore è il signor Tessariolo Antonio, che è una vecchia bandiera del Montebelluna. Me lo ricordo quando ero ragazzino che giocava contro il Pordenone. Perdonami Fulvio, non è Pasa l'allenatore del Montebelluna? No, qua c'è scritto Tessariolo, infatti io ho vinto che forse perché sarà squalificato. O hanno sbagliato perché mi risultava che era Daniele Pasa l'allenatore. Però qua vedrò quando scendono in campo. Prova a chiedere perché è sicura che sia Pasa, ne parlavo anche ieri con Mazzarella allo stadio, che diceva, parlando ovviamente dell'eventuale nuova guida tecnica del Pordenone. Sei andato a vedere il Pordenone ieri? Sì, bellissima partita. Meravigliosa. Stupenda. Quindi l'anno prossimo ci torno qua a Tamai a vederlo. Sì, è una squadra senza capo e coda. Guarda, sai che io non do i miei giudizi. Dirlo, ma è la verità. Io sono un conduttore, non un critico del calcio, quindi non do giudizi, ma voglio dire, lasciamo stare. Va bene, allora naturalmente i neroverdi in Serie A ti hanno fatto un regalo. Ma guarda, che ha vinto a Torino. Io sono anni che vado a vedere le partite di calcio, poche volte ho visto una partita così brutta, ma soprattutto poche volte ho visto una squadra così scarsa vincere con 3 gol. Perché Renate è veramente una squadra scarsa, fuori dai denti. Sì, ma scarsa, ma sembrava Real Madrid ieri, al confronto di... Ha fatto 4 azioni e 3 gol, Fulvio. Fulvio ha fatto 4 sì. azioni e 3 gol, non è grandi robe, voglio dire. Sì. Il terzo gol è l'emblema della stagione del Pordenone. Esatto. Un rinvio che batte sul petto del giocatore del gol. Quello purtroppo... Mai vista neanche alla Zalappas. Esatto. Va bene, allora naturalmente ci sentiamo più tardi da Tamai per Tamai Montebelluna, una partita molto interessante proprio per il fatto che il Montebelluna schiera questa squadra di ragazzi. Anche l'anno scorso il Montebelluna schierava la squadra più giovane della Serie D, ma l'anno scorso è partito in una certa maniera, quest'anno è già a 19 punti e dimostra, Giovanni, e qui voglio sapere che il ciao, grazie Fulvio. Quando si parla sempre di giocatori giovani, no, da impiegare in queste categorie, che si dà a volte è un alibi, no, per dire ma sai, devo far giocare fuori quota, dunque non riesco a fare, eccetera. Questo dimostra che invece una politica seria e professionale da parte di una squadra può permettersi di giocare con un'età media di 20 anni una Serie D e essere, diciamo così, in corsa per l'eventuale posto del playoff. Esatto, sì. Ma infatti è una scelta, è un piacere che c'è Duilio questo pomeriggio, visto che allena i ragazzi giovani, cioè quelli proprio prima delle prime squadre, no? Quella la fascia d'età che alleni tu. E non si riesce a capire come mai, no? Alcune formazioni, adesso lasciamo stare, vabbè, abbiamo già capito di chi dove... Il Pordenone. Sì, ma voglio dire, ma com'è possibile, no? Che anche ieri i 3 migliori del Renate, o il meno peggio, dai, visto la partita che era veramente una cosa... ma di una scarsezza che veramente guardare l'eccellenza era più divertente che non vedere una Lega Pro. Per quanto anche gli amatori giocano meglio. La partita di ieri, no? Ma i 3 migliori loro erano un 93, un 94 un 95, compreso il portiere un 95. Che tra parentesi non è che abbia salvato il risultato, ma all'87esimo poi vedremo gli highlights dopo le 3, vi ricordiamo dopo le 15 gli highlights di Pordenone e Renate, con commenti in diretta, credo, dell'avvocato Mazzarella e anche di Moreno Borlina del Pordenone Fan Club. Tornando appunto al discorso, come mai certe società, lasciamo stare le Pordenone, ma anche altre,
sbagliano così clamorosamente sui giovani, come tra parentesi se non ce ne fossero, perché ce ne sono tanti insomma, poi di categoria o meno, ma Montebelluna fa una squadrone in Serie D. Ma allora, che è già una categoria di un certo dal mio livello. punto di vista dipende un po' anche dalla piazza, eccetera, Sì. perché molti pensano che il vecchio, l'anziano, l'esperto ti possa far vincere subito, in tempi brevi, senza grossi problemi. In realtà il giovane è un po' un rischio, può far bene oppure no, Certo. però il giovane bisogna farlo giocare Chiaro. per valorizzarlo e ci vuole un po' più tempo. Allora, io società dico, voglio vincere subito, prendo questi due più esperti piuttosto che due più giovani, Sì. che però non è detto che ci becco con questi due più Quello esperti. non ci ha beccato, perché si è preso Sessolo, che è sempre uno dei migliori in campo, no? Il Cordenons ci ha beccato, però lì, attenzione, cioè, il Cordenons ha preso il signor Sessolo e il signor Campaner, che sono stati capitani storici del Pordenone, ancora amati dalla tifoseria. Perché? Perché questi hanno sempre dato tutto, hanno dato l'anima, Certo. hanno giocato per la maglia. Certo. Il Cordenons ha fatto un investimento intelligente, non ha preso gente alla fine che non ha più niente da dire. Questa è gente seria. Sì, che viene a svernare, i famosi Che viene a elefanti, questa no? è gente Sì. seria, viene Sì. lì e fa vedere ai giovani come bisogna lavorare. Certo. Perché il Cordenons fondamentalmente anche adesso sta puntando sui giovani. Certo. Hai detto gli juniores sono quelli prima, non necessariamente, sono insieme. Perché, perché- ora con la politica dei fuori quota e quant'altro è un su e giù. Sì. Cioè, Tu hai due giocatori che ogni tanto vengono aggregati alla prima 4, squadra. 5 a rotazione Sì. vanno e giocano. Esempio, 2 domeniche fa il mio portiere un 97 nel big match vinto dal Cordenons Col Vesna. col Vesna, il portiere 97 ha esordito in eccellenza Incredibile. Complimenti. e ha fatto un partitone. Beh, sì. Ma è per merito del mister? No, Che gli per sa merito dare- del che gli sa preparatore, dare per forse- merito del ragazzo, Senti, ma non in è che... primis. E il merito del mister, del preparatore dei portieri. Certo, ma vuol dire che la squadra funziona perché è oliata bene, no? Ma certo, c'è C'è una sintonia, sincronia tra la Ma quindi juniores voi e a la prima Cordenons squadra. fate anche allenamenti di gruppo, nel senso voi insieme alla prima squadra tutti insieme o fate allenamenti separati? No, perché allora fare Una allenamenti, domanda, no? fare allenamenti di gruppo e mettere insieme 40-45 persone in un colpo solo Come a Udine ad esempio? diventa un mercato, non lo puoi fare. C'è questa rotazione, c'è gente che sale, scende, che va a provare con quelli più grandi, Certo. gente che viene a giocare con noi, è tutto Sì, sì. una rotazione, è una collaborazione continua. Certo. Quindi per adesso va bene, però l'atmosfera è buona, si è creato questo gruppo a mo' di grande famiglia Mhm. e il mister della prima squadra, come dicevo prima, è bene che faccia il suo lì perché è bravo. Sì, che non rubi il posto a te magari, no? È bravo e soprattutto è molto preparato e umile, e questo è riuscito a creare anche con noi della categoria più bassa un rapporto di sincronismo, una sinergia importante. Quindi Certo. ad oggi posso solo dire bene. Ecco. Certo. Allora, visto che parliamo di eccellenza, se vediamo la giornata di oggi, anche per l'eccellenza è la 12ª giornata, se la vediamo anche in grafica, ieri c'è stato un anticipo, no, la giornata, no, la classifica, grazie. Ecco, ieri si è giocato Vesna-Monfalcone, il Vesna al secondo capitombolo, no? Dopo aver perso a Cordenons domenica scorsa, ieri ha perso in casa, pensate, ha preso 3 pappine dal Monfalcone. Poi vedete il calendario invece per quanto riguarda il pomeriggio, c'è Rismuzzane Lumignaco, ISM Gradisca Gemonese, oltre Mazzanese, San Vitese Cordenosто, Mezzocarnia, Chions, Virtus Corno, Torre e Zaule Rabuiese, 13°. Noi seguiremo in diretta San Vitese Cordenos e Charlis Muzzane Lumignaco e poi collegamenti a spot anche da altri campi. Questo è per quanto riguarda l'eccellenza, invece andiamo a vedere quello che è la Serie D, anche qua si gioca la 12ª giornata, sempre se ci date la grafica dalla regia vi ringrazio, eccola qua, Belluno Lignago, Bianco Scudati Clodiense, Fontana Fredda Alto Vicentino, Giorgione Tron, Mezzo Corona Cras Repen, Mori Santo Stefano La Fenadora, Tamai Montebelluna, Triestina Union Pro, Union Arzignano Sacilese, e noi come al solito seguiremo tutte le squadre
regionali, a parte il Cras Repen che non abbiamo purtroppo collegamento da mezzo Corona, e quindi tra poco collegamenti anche da Arzignano Sacilese. Poi ci manca di sentire, non mi ricordo chi, San Vitese Cordenons, l'ascolteremo dopo cosa c'è adesso? Oggi volevo dirti che lo speaker della San Vitese è Daniel, e finché non c'è una bellezza, quella che deve arrivare che è in ritardo, secondo me lui non ci calcola proprio. No, ma staranno leggendo le formazioni probabilmente allo stadio. Quindi Ludovica? Adesso c'è la pausa merenda. La pausa merenda, benissimo. Cosa preferisci come merenda? Chiara, tu come merenda cosa preferisci? Pane e Nutella. Pane e Nutella, perché tu hai mangiato la carne poco saporita a pranzo. Perché era poco saporita? Perché mancava il sale e il sugo sopra. Il sugo? Lo dici tu. Ma dove avete mangiato? A casa. Ah, a casa, no? Pensavo che vi foste fermati per strada. Ma chi ha cucinato? Tu? Io. Ah, ecco perché faceva schifo. Va bene. Allora, pausa merenda e ci vediamo tra pochissimo. A tra poco. Stanno arrivando. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, Antico Caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, Antico Caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico Caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. Tutte le novità, tutte in una domenica. Domenica 30 novembre, Bonaveno Trattori, Open Day. Potrete ammirare tutti i nuovi prodotti e le ultime novità dei marchi più prestigiosi. Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Gregoire, Merlo. Le migliori soluzioni per l'agricoltura. Domenica 30 novembre, Open Day, Bonaveno Trattori, a Pravis Domini, Pordenone. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session, e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello.
Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario e per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto. Stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto. Stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. No, perché di solito mi arrivano sempre robe così, no? Invece di così a crapparli. Allora, ancora bentornati l'altra domenica. Nel frattempo si sta, come vedete, infoltendo lo studio. Chi sono arrivati, Ludovica? Allora, Lo sai? Sì, lo sai, sì. vedo che lo sai. Luigi Pigot, ex calciatore dirigente sportivo. Buon pomeriggio Luigi, grazie di essere Buonasera, tornato, grazie. ben ritrovati. E poi un altro nostro grandissimo amico. Alberto Medeotta, ex calciatore dirigente sportivo. Buon pomeriggio. Oggi tanto a voi e a tutti quanti. Oggi? Oggi perché è arrivato Alberto? Perché Udinese Chievo c'è in panchina un suo paesano, tra Esatto. l'altro forse anche che lei ha allenato, no? Andrea, no, non ha allenato, però è mia moglie che l'aveva come nelle elementari. Ecco, come, specifica che sì, no, quindi specifica è il di programma, famiglia. specifichiamo che tua moglie Comunque con suo padre siamo già d'accordo. Quando debutta in Serie A, Baldoria. Benissimo. Quindi chi c'è in panchina? Andrea Seculin. Andrea Seculin. Che classe? Di che classe è? Orca miseria. Orca qui miseria, non è la è- classe, mi sembra, no? Sì, no, Cos'è, saprei 93, dirti. Comunque 94? 22 anni. 92. 92 sarà. 91-92. Gemma. Sì, abbiamo un altro collegamento, il nostro Pier Antonio Stella. Allora, Pier Antonio, io purtroppo ho portato particolarmente nera il sabato scorso a Sacile, me ne dispiaccio, chiedo venia. E oggi cosa succede? Niente, non c'è più la... Innanzitutto Giovanni, anzi la sua presenza è sempre graditissima. E qui oggi trasferta insomma, sulla carta sicuramente non semplice quest'oggi per la Sacilese sul campo dell'Arzignano Chiampo, formazione rilanciata dal successo di domenica scorsa col Cras che è costato anche la panchina a Preda Arcaba. E una Sacilese che si schiera con lo stesso 11 di sabato scorso con il Belluna, inizialmente in panchina l'ultimo acquisto, ovvero Riccardo Bolzan, tesserato proprio alla vigilia di questa trasferta in terra vicentina. Vedremo probabilmente nel secondo tempo, molto probabilmente. Per adesso circa un quarto d'ora dall'inizio della partita, per l'ora le due squadre si stanno ancora studiando, pericolosi per i padroni di casa, più che altro con una conclusione dal limite di Marchetti che ha fatto la cosiddetta barba alla traversa. Sacilese per adesso attendista che aspetta di trovare qualche spazio. Ripeto, Zionelli si affida nuovamente al tridente composto da Spagnoli, Sottovia e Beccaro. E Beccia riportato a centrocampo, mentre Biasi Manolache va a coprire il buco in difesa come esterno di sinistra. Ovviamente ci sentiremo più avanti per aggiornamenti qualora si sbloccasse la situazione. Si segue ovviamente Unione Arzignano, da Arzignano Sacilese. Sacilese che deve riprendere ovviamente il cammino dopo lo stop subito in casa sabato scorso dal Belluno, e devo dire la verità, ero a vedere quella partita, Belluno grande squadra, mi ha molto impressionato. Io adesso quasi quasi me ne vado, sai. Va bene, noi non scappiamo, ti aspettiamo qua. Sei sicura che mi aspetti? Sì. Allora io adesso siccome dobbiamo far giocare gli amici, a proposito salutiamo l'amico che ha vinto domenica scorso il gioco un per due, ho detto anche un par doi, par furlan, vero Omar? Confermo.
Ma tu di che zona sei, scusami, che prima si parlava? Io sono di Udine, Sì. però cognome origine Carnia. Bello. Su di là. Che bello. Verso le montagne. Ecco, io invece adesso me ne vado al di là del tagliamento col mio teletrasporto, faccio un salto a Casarsa dove c'è un'altra bellissima ragazza, adesso la vedrai, si chiama Chiara, così vi diamo le quote per giocare al nostro gioco e quindi azzeccare i risultati, ovvero il segno di Chievo, scusatemi, Udinese Chievo e Verona Fiorentina. Via che me ne vado a Casarsa, ci vediamo dopo? Forse, A dopo. forse, non so se ci vediamo. Eccoci. Sì, iniziamo bene, no? Ma posso chiederti una cosa? Dimmi. Sei andata a sbattere sulla lavastoviglie, cosa è successo lì ai Sono pantaloni? caduta in bicicletta. Mi sono tombolata, visto che io ho un equilibrio. Facciamo vedere. Scusate un attimo, facciamo vedere i pantaloni. Sì, veramente fatta male. Tanto, però sono guarita. Ma correvi qua perché sapevi che... Sì, dovevo venire a registrare di corsa. Non siamo in diretta, non stiamo registrando, è domenica pomeriggio. Guarda, c'è il sole qua, c'è il sole anche a Udine, io arrivo da Udine, sai che io Davvero, faccio bello. il teletrasporto, no? È arrivata l'estate. Ciao da Casarsa! Buongiorno! Buongiorno a tutti. Guarda Valentina che le arriva il sole, beh ma è giusto. La vedi? Valentina. No, Chiara, vabbè dai. scusate, io mi offendo. Do le mie dimissioni. Hai mancato un appuntamento? Appunto, ti sei già dimenticato. Oddio! No, dicevo che il sole, vedete, il sole passa di là, ma arriva sulla Chiaretta, non su di me. Il sole bacia i belli. Esatto. È per quello io che sono bianca latte, per quello. Vabbè. Mi piace perché ogni volta che siamo qua da Casarsa è sempre peggio. Sì, no. Non oso immaginare verso aprile come sarà, ti sei fatta male. Io mi sono ormai ad aprile mi farete gli auguri. È il tuo compleanno? Ma tu sei una di quelle che fa gli anni tutti i mesi, perché ci sono quelle donne che fanno gli anni tutti i mesi. Tu solo ad aprile. No, cioè non pretendo regali ogni mese. Però sì, mi piace vedere l'11 scritto. 11 aprile? 11 aprile. Quindi sei? Un ariete. Io sembro buona. Ma il mio amoroso sa che non lo so. Aspetta che controllo. No, Dio, ancora non mi è stato detto niente. Gli arieti? No, perché il fidanzato che c'è sempre. Quello sì. Vabbè, allora un per due, detto anche domenica scorsa un pardoi. Sì. Beh, è friulano, giustamente. Sì, basta che mi dite, io vi sporno un po' di friulano, che non ho Dai. problemi. Dai, allora, facci un saluto in friulano prima di vedere le partite. Ustie. No, ma Ustine? Ustie. Oh, anche il di Udine, sai. Quindi... Allora, nel frattempo i dentisti cominciano a lavorare perché al Pascià ci sono anche i dentisti. Siamo un luogo pieno di sorprese. Esatto, sempre nuovi servizi, adesso ci sono anche i dentisti Ma là che solo fuori. il dentista. Venite qua, vi bevete un caffè e avete la visita dentistica. C'è anche il Trapano in azione, come sentite in sottofondo. Allora le due partite dell'Umpardoi, l'un per due di questo pomeriggio, questa domenica 23 novembre. Partiamo con la nostra squadra del cuore. Udinese contro il Chievo questa settimana. 1,85 per noi. L'X 3,30, 4,50 per il 2. Bene, un'altra partita si gioca vicino a Udine, ovvero sia Verona, due belle squadre che quest'anno non stanno andando come l'anno scorso, ovvero sia Verona-Fiorentina. Allora, l'1 è dato 3,30, X uguale 3,30 e il 2 2,20. Quindi la Fiorentina è favorita? Fiorentina favorita. Sinceramente io non l'avrei detto, anche perché mi sembra nella classifica che la Fiorentina è sotto il Verona. Mi sembra, ho detto. Leggete tra le righe i puntini. Sì. Allora, dobbiamo ringraziare l'amico di cui non mi ricordo il nome, che ha giocato la settimana scorsa. Ce l'ho nel telefonino che è là dentro. Anzi, il telefonino ce l'ha Gemma Udine, il mio telefonino. Bene, occhio che non ti controlli i messaggi. Lo fa ogni domenica. Ma non è la mia fidanzata la Gemma, Non serve essere fidanzati. Ah, tu dici che può controllare lo stesso. Basta essere conoscenti. Allora, salutiamo l'amico che ha vinto domenica scorsa. E che cosa ha vinto? Ha vinto 6 bellissime, buonissime, fantasticissime bottiglie di vino marchiate Pascià, 3 di rosso Montepulciano di Abruzzo e 3 di bianco Chardonnay. Chardonnay, grazie alla cantina. Cantina Toll.
Toglio. Tollo. Tollo. D'Abruzzo. Abruzzo. Sono proprio là. Ciao. Salutiamo gli amici della cantina. Dunque, allora, come al solito, noi vi aspettiamo qui al Pascià più tardi, finita la trasmissione, perché tanto per cambiare troviamo cioè Chiara. Sì, però sono con la Virna questa settimana. Non c'è la Lucia. No, sta a casa. Senti, ma voi sapete fare il puffo? Se no sai che non ci fermiamo perché la Gemma vuole il puffo. Ci sottovaluti. Perché questa settimana ci sono anche i panini. Che panini ci sono qua al Pascià a Casarsa? Non abbiamo più le cose di una volta. È stato rinnovato tutto, quindi vale la dentista! Vale la pena venire a dare un salto perché i panini sono tutti freschi da adesso in poi. Ma tu ti sei mai chiesta perché alla Gemma piace il puffo? Perché blu? No. Perché sai come sono i puffi, no? Non ne ho mai conosciuto uno. Sono piccoli, no? Ah, ok. C'è la famosa legge di questo, no? Ah. Buona a sapersi. Quindi anche tu non lo importa. Presente questa cosa. Conoscerai i puffi. Esatto. Allora appuntamento dopo la trasmissione qui al Pascià di Casarsa con Virna, con la Chiaretta. Esatto. E con me e la Gemma che arriviamo verso le 6. Esatto, noi siamo qua. Io me ne torno col teletrasporto a Udine. Ci vediamo la settimana prossima, Chiaretta. Ciao. Ciao da Casarsa. Ciao ciao. Bene, io adesso sto zitta. Qualcosa. Dai, se no non viene fuori onda. Perché ci deve essere questo fuori onda? Perché è simpatico chiudere con una tua scemenza. Una mia scemenza. Sai che non lo so. Bene. No. La prossima volta, guarda. La prossima volta. Magari ti impegni. Di più. Rimandata. Esami a settembre. No. Ti mando dal dentista. No. Sono venuta al dentista. Eccoci, visto che veloce, sono già qua di nuovo. Velocissimo. Mi sono cambiato, ho fatto tutto. Giacca nuova. Tutto nuovo. C'è il primo risultato cambiato in Serie D, Gemma. Sì, cambiamo anche la testa magari tua, Sì, no? la prossima volta sì. Questa Tanto- nomea che mi fai avere in giro te. Niente. Non ho capito. Guardavo il video, mi fai quindi? una bella pubblicità, no? Tu. Quindi dire che non sei la mia fidanzata cosa vuol dire? No, quella era l'unica cosa intelligente che hai detto su di me. Benissimo. Va bene, c'è Fulvio Ferone appunto per aggiornarci sul risultato di Tamai Montebelluna. E allora, primo risultato che cambia in Serie D, prego Fulvio, a te la linea. Sì, Giovanni, vantaggio del Tamai con Riccardo Zambon. C'è stato un cross dalla destra di Pavan e da circa zona del circo del rigore c'è stato un colpo di testa di Zambon che ha scavalcato il portiere che era un po' avanti. Comunque è una bella partita e con due belle squadre. Bene, perfetto, quindi bene per il Ok. nostro amico. Perfetto, grazie Fulvio, bene per il nostro amico Stefano De Agostini. Ciao Fulvio, a più tardi. Tutto invariato in Serie D per quanto ci viene detto qua dai nostri siti dove andiamo ad aggiornarci, a parte appunto Tamai Montebelluna 1-0, stessa cosa dicasi per l'eccellenza. Vediamo se hanno aggiornato qualcosa. No, tutto ancora dovrebbe essere sempre condizionale sullo 0-0. Gemma. Sì, non vedo che è arrivata la miss che aspettavamo oggi, però abbiamo Daniel in collegamento in compenso per San Vitese Cordenons. E allora buon pomeriggio Daniel da Prodolone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giovanni, sei preciso, proprio da Prodolone. Sempre San Malone di Rosa, speriamo che ci dia una mano anche oggi, dai. E allora, oggi ce l'avete dura col Cordenons, caro mio amico. Ce l'abbiamo dura, ma anche ti ricordi col Vesna che hai detto che non portavamo a casa neanche un punto alla fine della storia, un punto l'abbiamo portato a casa, Sì, Giovanni. questo è vero. Beh, diciamo che da lì è cominciata la risalita della San Vitese, se ti ricordi, vero? Proprio da lì, sì, sì. perché dopo abbiamo fatto una vittoria col Fions e dopo purtroppo domenica, a un quarto d'ora alla fine, vincevamo 2-0 fuori casa a Tolmezzo e aver portato a casa 3 punti anche a Tolmezzo, sì, sarebbe stata una cosa fantastica. Abbiamo portato a casa un punto, va bene lo stesso, e adesso proviamo qua a far punti anche in casa qua con il Cordenons, che è una corazzata perché vedevo dei nomi, Campanera ex San Vitese, De Pin ex San Vitese, Sessolo, ex tutto Sessolo. Pordenone fino a poco tempo fa a metà, anche che era qua subito. È una corazzata, però
non si sa mai, il pallone è rotondo, come si vuol dire, sì. e speriamo. Devo Bene. leggervi le formazioni? O... Sì. Come Allora, vuoi. la San Vitelli si schiera con in porta De Zordo Federico, in difesa Veniere Lea, Cucciardi Saverio, Sombra Alvarez Angel e Sanino Francesco. A centrocampo Geremia Giulio, Scodeler Nicola, Della Bianca Edoardo, e in attacco Rosa Gastaldo Simone, Marangone Stefano e Pudu Lorenzo. Allenatore il signor Tomei. Il Cordenons si schiera con in porta il numero 1 Polotto, in difesa il numero 2 Carlon, il numero 3 Campaner, il numero 4 Denardi, il numero 5 Franzin. A centrocampo il numero 6 Pezzuto, il numero 7 Bance, il numero 8 Depin. In attacco il numero 9 Scian, il numero 10 Sessolo e il numero 11 Ametai. Allenatore il signor Conte. Adesso la San Vitelli sta attaccando, però ha perso la palla clamorosamente la punta Rosa Castaldo. Qua a Protlone, qui a San Vito, e il risultato è fermo solo 0-0. Perfetto, grazie a Dario, naturalmente linee Grazie aperte per qualsiasi aggiornamento. Duilio, c'è qualcuno dei tuoi nel Cordenons oggi? Sì, beh, i fuori quota ci sono, sicuramente. Sì, no, visto che hai sentito la formazione. Nella formazione iniziale dei miei non c'è nessuno. Non c'è nessuno. In panchina ce ne sono 3/4. Addirittura. Bene, Gemma. GP c'è un altro risultato che cambia e ci racconta tutto Fabio Campagnol. E allora passiamo a Carlino, Charlis Muzzane Lumignacco. Prego Fabio. Eccomi, allora, a dire la verità c'era più Lumignacco in questi primi 17-18 minuti, però una squadra Lumignacco schierata molto bene, con 5 difensori e i 2 attaccanti che ci stavano facendo diventare matti. Barbus ha trovato il colpo, il tapping vincente e vinciamo 1-0. Ecco, quindi adesso state anche dimostrando, oltre di essere una squadra forte, le squadre forti sono anche ciniche, quindi tu ci hai detto che Lumignacco ha giocato meglio, ma voi avete sfruttato l'occasione che avete avuto. Sì, più giustamente hanno avuto, come dicevi tu giustamente, hanno avuto più occasioni loro. Sì. Ad essere sinceri, noi abbiamo avuto questa occasione che non era proprio neanche, non è stata neanche una vera e propria occasione da gol, e l'abbiamo buttata dentro, insomma. Certo, bene, perfetto, allora mancano dunque, adesso dovesse finire così, mancano 9 punti alla salvezza, penso, no? Sì. Mancano questi 9 punti alla salvezza, che agoniati 9 punti. 9 punti agoniati. A Natale si stappa lo spumante. A Natale facciamo la festa della salvezza, Fabio. A Natale vi aspetto o vengo a presentarmi lì da voi con un panettone. Volentieri. Grazie Fabio, grazie Fabio, ci sentiamo dopo da Carlino. Charlis Muzzane Lumignacco, ribadiamo 1-0, grazie ancora. Nel frattempo a Udine abbiamo visto, hai visto Tero cosa sulla schiena, Giulia? Sì. Le ali, si è fatto tatuare le ali. Sì. Ti piacciono? No. Bene, perfetto. Hai solo quel difetto che sei juventina, per il resto mi piaci tanto. E tu Mano, ti piacciono quelle ali tatuate sulla schiena del... Non amo molti tatuaggi? No. Soprattutto così grandi e appariscenti no, non mi fanno impazzire, se devo essere sincera. Ma tu potevi vedere quell'immagine nello spogliatoio? Erano tutti mezzi nudi i calciatori. Mezzi? In costume. Come te era vestita, quindi tipo... Gemma. Volevo salutare un ascoltatore che è tuo cugino, immagino, Sì, o comunque sempre, tuo parente. sempre mio cugino, non so perché. Adesso capirai perché. Dice: complimenti per la trasmissione. Guardarvi la domenica per me è diventato un appuntamento fisso. Grazie. Un particolare bravo, scritto proprio a caratteri cubitali, al conduttore Giovanni, perché è molto professionale. Firmato Simone di Bibione. Ancora? No, non ho parenti a Bibione, non so cosa dirtelo. Io non ci credo, ti scrive sempre, io me lo ricordo di Sì, Simone. c'è scritto anche anzi lo ringrazio che ci segue sempre, volentieri. Tutto qua? Sì. Allora, comunque continuate a giocare, a parte mandarci questi messaggi, io ringrazio. Non credo. No. Io posso essere tutto, hai sbagliato a dire professionale, perché puoi dirmi simpatico, che dico minchiate, eccetera, ma tutto meno che professionale, perché proprio condurre una trasmissione così a braccio come faccio io è tutto meno che professionale. Volevo appunto invitarvi ancora a giocare fino alle 16, a giocare al gioco l'1x2, che le squadre, le partite sono, vediamo se ti ricordo a memoria, che partite ci sono in gioco? A memoria. Udinese. Chievo. Sì, vabbè, no, non si fa così, Udinese Chievo, però, no, non si fa così, Lucrezia doveva, anzi Ludovica. Ti preferisci essere chiamata Ludovica o Lucrezia, tra parentesi?
Domanda difficile perché alla fine dico sempre Ludovica e tutti mi chiamano Ludo come i cani, Ludo. però vabbè. Ma come? Non è vero che Vabbè. Ludo i cani, dai, non è il È cane. normale così, dai. Hai visto che bella che è? Sì, bellissima. Bella. Cavolo. Perché pensa che non lei... farmi fare i voti dopo e cose del genere, dopo ci perché sono i cavolo, voti. mi metti Perché su lei di dovete difficoltà. sapere, parliamo un po' anche di Ludovica mentre aspettiamo altri collegamenti. Lei è Miss Il Friuli 2014 in carica. Abbiamo qualche immagine proprio di te che ho la fascia, poi mi devi spiegare. Ecco qua, penso che ti avessero... C'è Fabrizio Astolfi dietro che sì. salutiamo, vediamo, bellissima questa foto. Chi è lui? No, ferma su questa foto, chi è lui? Subito. E lui è il Mystery Friuli 2014. Cosa hai fatto poi? Raccontaci. Aspetta, tu non sentire. Solo la foto. Cos'è? Solo la foto. Le mutande le ha sbagliate completamente. sì. Le ha sbagliate completamente. Col pacchettino. Manu, ma un uomo può Non si vedersi con possono le mutande vedere. lì? No, è orrendo. Dovevano vestirlo almeno da sposo, insomma. Da sposo. Sì. Bocciato, Ascolta, la mutanda, bocciato. Ma queste non si possono vedere queste foto? Vediamone un'altra. Anche qua, sempre le solite mutande. Ma almeno, perché bianca? Almeno non è. Vabbè, tu avevi l'abito bianco, no? Ma almeno non era. Ognuno poteva scegliere le mutande che voleva. Lui ha scelto Quindi le un pessimo peggiori. gusto. Quanto lo sponsor gli ha dato per metterle su Mi quelle mutande? perdonerà per questa cosa che ho No, detto. salutiamolo, che si chiama? Boh. Non sa Guarda. neanche come si chiama mister il Friuli, benissimo. Ermutanda. Nel frattempo c'è un grande mister che viene premiato Ce per le... n'erano troppi belli. Troppo belli? Sì. Più belli di me? No. No, ovviamente. No, chiaramente. Nel frattempo a Udine viene premiato veramente un grande signore. Totò Di Natale, 400esima partita in Serie A, Omar. Speriamo che la festeggi con qualcosa di meglio. Sì. Più 1 diviso 2 Sì, lì attorno, quelle cose lì, insomma. Potrebbe sfondare quota 200, no? Sì. Sì. Oggi potrebbe essere la giornata giusta. Manca un gol. Manca un gol, ecco. Secondo me lui ha già la maglia sotto, comunque. Sotto la maglia già pronto ad alzare. E chissà da quanto tempo Magari ce l'ha da un mese anche. Questo Ecco, esatto. Porta sfiga anche, perché sicuramente ce l'aveva anche a Palermo. No, Palermo, la partita prima in casa, quella con Genova, ti ricordi? Secondo me ce l'aveva già lì quella maglia. Non bisognerebbe, magari vai a prenderla in panchina, no? Ma non tenerla addosso. Secondo me porta... Duilio, tu che hai giocato a calcio. Speriamo di vedere dopo, dai. La metti sotto, ci speri. Io volevo tornare a parlare perché mi interessava il discorso mutande, a parlare, torniamo a vedere altre immagini perché ne abbiamo tante di immagini, è stato fatto un bel servizio fotografico, no? Grazie. Tu sei bellissima, ma devo dire, quindi tanti bellissimi ragazzi a Mister Sì. Friuli, ecco qua, ma quindi tu non ti ricordi neanche come si chiama questo? No, non è per Pensa cattiveria. se ci sta guardando, ma come non ti ricordi? Cioè, avete fatto una Ma serata secondo insieme? me neanche lui si ricorda il mio nome. Beh, il tuo nome è facilissimo da ricordare perché di Ludovica e Lucrezia in giro Non non, ce è che n'è tanto. pullula No, il scusa mondo. GP, poi ne ha due, voglio dire. Ne ha Almeno due, uno sì, dei o uno due l'altro ricordatelo. No, perché poi sono anche nomi aristocratici, no? Nel frattempo è cominciata Udine la partita. Ma lui, secondo te, era il più bello? Cioè, tu preferivi lui o doveva vincere un altro? Perché vuoi proprio farmi... Cioè... Perché devi parlare anche tu, se no non parli. No, per parlare parlo, solo Ecco. che No, dunque, era il più bello lui secondo te o tu preferivi un altro che invece non ha vinto? preferivo un altro. Che si chiama? No, i nomi non li so. Ma dai, ma... Io so solo i nomi delle ragazze perché alla fine... Attenzione allo scoop, No. tu sei solo, si ricorda i nomi delle ragazze, Costantini, questa è una all'avanguardia. Sì. No, perché... Quindi la domanda successiva è, hai fidanzato? Sì. Ce l'ho, Maschio. ce l'ho. Maschio, Perfetto. sì. Boh. Quello il nome lo so. Ti ricordi Sì, il sì, nome? sì, me lo ricordo. Come si chiama? Matteo. Ciao Matteo, te la mandiamo a casa quasi salva, non del tutto, un po' qua, vero? Perché Matteo, tu non vedi cosa c'è mentre voi vedete la pubblicità, cosa succede là dietro. Noi facciamo merenda tante Esatto. volte. La ricreazione. Ci ha chiamato Daniel perché c'è stata una variazione per la partita Sanvitese-Cordenons. Subito a parlare dunque della San Vitese, vediamo cosa succede a San Vitese Cordenons, a te Daniel. Carissimo Giovanni, visto che San Madonna di Rose ci sta aiutando anche oggi, ha segnato un bellissimo gol il numero 9, il bomber della San Vitese, Rosa Castaldo Simone, un bellissimo gol e così la San Vitese è in vantaggio. Bene per la Siamo San tutti Vitese, contenti. ovviamente un po' meno per gli amici di Cordenons, ma non importa. Come dico sempre, a questo punto la partita è lunga perché siamo solo al 30°, quindi ce n'è di tempo per recuperare per il Cordenons e per la San Vitese per andare ancora meglio. Perfetto, grazie Daniel.
Grazie Giovanni, grazie a voi. Bene, allora, visto che si parlava di bellezze, di maschi, di cui tu non ricordi il nome, meno male ti ricordi con il fidanzato, eccetera, c'è una canzone che ti ha ispirato questo ragazzo, Manu? Le sue mutande. Non è che proprio mi abbia ispirato lui. Forse le ali di prima. Le ali ti hanno ispirato? Le e ali, quindi adesso cosa ci cantate? Tu e il maestro? Un pezzo di Fausto Leali. Esatto. No, cantiamo una canzone di Morciba. Sì. Rome wasn't built in a day. Le ali con Roma si sposano. No, scusami. Perché siamo in Friuli, perdonami, scusa, anche se ci vedono anche in vedono. Nel simbolo della Lazio non ci sono le ali. Sì, c'è l'aquila. Sì, c'è l'aquila. Costantini, Allora, con chi sei al vedi, telefono? Ho fatto questo abbinamento. Questo abbinamento immediato. Perfetto, allora primo momento musicale con la splendida Manu e con il maestro Stefano Sidlò. Grazie. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Grazie naturalmente a Stefano, grazie a Manu. Omar, com'è Udinese-Chievo? Appena iniziata, si gioca da 5 minuti il match, come sempre in questi casi fase di studio. Va detto che nell'Udinese rientra Domizzi che prende la corsia di sinistra, dunque non gioca diciamo come l'anno scorso con i 3 difensori dietro, ma bensì come terzino di fascia a sinistra. Gioca Pinzi al posto di Bruno Fernandes e quello che conta Piris invece sostituisce Widmer a destra, visto che sappiamo che Widmer è infortunato. Comunque andiamo velocemente alla formazione: Carzeni sta ai pali, Piris e Domizzi esterni, Ertò, Danilo centrali, Badu, Alan, Guglielme, Pinzi la linea di centrocampo e Di Natale e Mattero in attacco. Il Chievo invece schiera Bizzarri tra i pali, Dainelli e Gamberini difensori centrali, Frey e Zukanovic esterni. La linea di centrocampo è composta da Radonarovic, Birsa, che tanto è uno vicino di casa, Izco e Schelotto esterni, Paloschi e Pelissier in attacco. Vicino di casa perché Birsa, tanto per dire, è di Vipulzano, che ha un tiro di schioppo da Cormons. Ecco, però in territorio sloveno, lui è nato a San Pietro, all'ospedale di San Pietro di Gorizia, però risiede a Vipulzano, che è proprio una piccola frazione, insomma una piccola cittadina
collinare proprio a pochi chilometri da Cormons, in territorio sloveno. Le sa tutte Omar, eh? Le sa veramente. Tu qualunque. Allora, dimmi qualcosa di Fabio Campagnol che ho al telefono. E Fabio Campagnol penso che ci porta buone notizie, presumo. No, mica Vediamo se è tanto. vero. Non le sa tutte Omar. Allora, subito Carlino, prego Fabio. Allora, c'era, come dicevamo prima, più Lumignaco, infatti hanno segnato di testa Cantarutti, dopo un'azione e un'uscita abbastanza sconsiderata del nostro portiere, che è bravissimo, ma stavolta ha sbagliato ed ha lasciato la porta incustodita, quindi Cantarutti ha fatto altro che buttarla dentro di testa. 1-1. Bene, grazie a Fabio, ci sentiamo naturalmente tra il primo e il secondo tempo per vedere più o meno un commento sul primo tempo globale. Grazie a Fabio Ciarlis Muzzane. Lumignaco dunque 1-1, altre due partite cambiate in eccellenza. Abbiamo sentito in diretta Savitese Cordenon su 1-0, Tolmezzo Carnia Chions 2-0. Per quanto riguarda invece la Serie D, i risultati che sono cambiati: Bellunio Legnago 1-0, Giorgione Draw 1-0 e, come abbiamo sentito dal nostro inviato Fulvio Ferone, Tamai Montebelluno 1-0, quando si sta giocando più o meno il 40esimo, 38esimo, 40esimo su tutti i campi sia della Serie D che dell'eccellenza. Omar, in Serie A invece è tutto invariato. 5 minuti di gioco più o meno su tutti i campi, ancora 0-0 per le partite in programma nel pomeriggio. Allora io direi che possiamo farci una bella merenda. Chiara, cosa dici tu? Andiamo a fare merenda? Sì. Ludovica, sei d'accordo? D'accordissimo. Bene, andiamo a fare merenda. Saluto ancora Matteo perché poi ti racconto cosa succede quando facciamo merenda là dietro. Ci vediamo tra poco? A tra poco. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Mi8 Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Mi8 Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%. Dove la donna si veste con amore. Mi8 Donna, Azzano Decimo. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. Tutte le novità, tutte in una domenica. Domenica 30 novembre, Bonaveno Trattori, Open Day. Potrete ammirare tutti i nuovi prodotti e le ultime novità dei marchi più prestigiosi. Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Gregoire, Merlo. Le migliori soluzioni per l'agricoltura. Domenica 30 novembre, Open Day, Bonaveno Trattori, a Pravis Domini, Pordenone. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution.
aperitivi con uno splendido buffet offerto. Il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi. Venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice. Una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50% e poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario e per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto. Stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto. Stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo ritornati. Ma va? Buon pomeriggio. Bene, buon pomeriggio. E finalmente è arrivata la star di questa domenica pomeriggio. Eleonora Mazzari, Udinese Academy e modella. Ecco. Bellissima. Oggi è particolarmente gnocca. Adesso... Era per farmi perdonare il ritardo. In ritardo. Allora, se cambiamo a San Vito, avvertiamo Daniel di mettersi subito in streaming, così vede Eleonora che veramente merita oggi pomeriggio. Ma sei andata in qualche clinica nelle ultime 2 settimane? Senta, l'ultima volta sei migliorata, raccontami. Sei come il vino? Vabbè, sei friulana, si può essere... Beh sì, ovviamente. Forse ho bevuto di più. Ah, che ha bevuto di più? Magari hai bevuto un po'... Ma qual è? Non mi ricordo il tuo vino preferito, ce l'avevi detto ma non me lo ricordo. No, io sono una fan del Prosecco, Prosecco? se no Rossi. Devi salutare il Brick, che è un nostro affezionato telespettatore di Manzano, che ci guarda ogni domenica, Sì. che mi dice ogni volta: fa sbiodili questi da frutti che tu aspa televisione. Mai. Oggi è accontentato, caro Brick. Sottotitoli? Sottotitoli per noi. Devi fare vedere le manca- gambe delle belle ragazze che vengono in Che si trasmissione. lamenta che non si vede i quesis, così mi ha detto. Più che altro le cosce, più che le gambe. Vabbè. Come si dice? Mettiamoci in ginocchio perché abbiamo in collegamento l'avvocato Maurizio Mazzarella. Ce lo dice Omar in friulano. Sì, noi e Spizin l'Ave Maria. Maurizio Mazzarella, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, ciao, sono qui. In che campo sei per curiosità? No, sono con gli amici a vedermi la Serie A in questo momento. Ah, ho capito. Allora, Sì, come sì. avevamo promesso, con l'avvocato Mazzarella, nel frattempo in televisione noi facciamo vedere gli highlights della splendida incontro Sì. di ieri pomeriggio, Pordenone Renate 1-3, se partono anche gli highlights. Ed attenzione, l'Udinese quasi gol, gran parata del portiere del Chievo. Quasi gol, dai, bellissima, bellissima azione. Ecco qua, noi stiamo guardando gli highlights di ieri, partendo ovviamente Sì. dal primo gol. Maurizio, un commento così, a freddo, perché ieri a caldo me li hai dati, no? Ieri Sì. pomeriggio allo stadio. A freddo ti avevo detto che la difesa del Pordenone comportava un incasso di 3-4 gol e così è stato, perché ne ha presi 3 ma poteva prenderne 4. Sì. Secondo me Foschi è il caso che venga licenziato, perché 9 partite, 8 partite perse e una vinta per sbaglio. Io non penso che possa continuare a allenare il Pordenone. Adesso la società ha 2 scelte: o prendere un terzo allenatore, che sarebbe un aggravio economico. Gira la voce di Rossito potrebbe essere un'alternativa logica, visto che conosce già l'ambiente del Pordenone e che probabilmente si può mettere d'accordo in maniera, diciamo, non disastrosa per le casse del Pordenone. Oppure richiamare Zauli, che forse la situazione
migliore, perché ha lo spogliatoio, quasi tutto lo spogliatoio dalla sua parte, conosce i giocatori e quindi il Pordenone alle prossime partite quasi proibitive, un terzo allenatore potrebbe essere bruciato nel giro di un mese, quindi non mi sembra il caso di bruciare un altro allenatore. Ecco, quello che ieri commentavamo e anche ricordiamo una grande contestazione del civilissimo pubblico di Pordenone, con addirittura i tifosi e non solamente gli ultras ma anche gente della tribuna ad aspettare la squadra fuori dagli spogliatoi. Quello che nelle ultime due partite sia a Mantova che ieri Maurizio è mancato probabilmente, ecco il motivo per cui gridavano ai giocatori di andare a raccogliere le barbabietole direttamente da Mauro, le barbatelle scusami, da Mauro Lovisa, no? Dal presidente, ricordiamo del Vitis. È proprio la grinta, no Maurizio? Ma io penso invece, sai che io sono sempre controcorrente. Sì, lo so. È chiaro che gli ultras ragionano col cuore e molte volte non con la testa, perché il problema non è la grinta, perché i ragazzi, da come io vedo, cercano di dare il massimo di quello che possono dare in quel momento. Il problema è che non c'è qualità. Io vedo nelle altre squadre i giovani che sono sempre fra i migliori in campo, i nostri invece non sono all'altezza, se non adeguatamente protetti, di giocare in questo campionato. E quei 4-5 giocatori di categoria che ci sono in campo si perdono anche loro, perché non puoi giocare 6-7 contro 11. Questa è la regola del calcio in qualsiasi categoria. Quindi penso che proprio ci sia una carenza di qualità, non di volontà. E questo è quello che io penso. Quindi sti poveri giocatori penso che stiano dando tutto quello che possono dare, ma sai che se tu puoi dare come massimo 6 non puoi pretendere che il ragazzo arrivi a 8, se al massimo può dar 6 è quello la valutazione. Ecco. Ascolta Maurizio... Purtroppo è una considerazione amara, ma è questa. Non vedo... Io non ho visto giocatori che non si impegnano. Ecco, Maurizio, io ho visto giocatori che non sono in grado di fare la categoria. Ecco, appunto, proprio, che è diverso. Proprio in base a questo tuo ragionamento, a parte il discorso del tecnico, io mi permetto, io non do mai commenti tecnici, mi permetto di dire che è una vergogna che Foschi non abbia dato le dimissioni, addirittura oggi ha affermato che lui non ne va. Questa è una vergogna. Ma sai, sì, io dico, le dimissioni, non puoi chiedere a un allenatore di dimettersi. Devi chiedere alla società di licenziarlo, perché io c'è a anche un limite memoria alla non... licenza, Maurizio, perdonami. No, ma Giovanni, io a 8 memoria sconfitte non di cui 7 ricordo di allenatori, a memoria non ricordo nei professionisti allenatori che si siano dimessi, non me lo ricordo. Ognuno pensa alla propria pagnotta, quindi anche Foschi, come tutti gli allenatori del mondo, dice: se non mi vuoi più mi licenzi, questo è normale. Ecco, sì. Fatto salvo questo, no? Non li ho visti dimettersi politici, figuriamoci se si dimette uno che deve mangiare col calcio, non esiste. Vabbè, detto questo, a gennaio si riaprono ovviamente le liste dei trasferimenti, eccetera, eccetera. Credi che il Pordenone sia in grado, ma non solo economicamente, anche moralmente, perché ricordiamoci che da qui alla riapertura del mercato ci sono, mi sembra, 4 partite ancora, 3 o 4 partite. 5 partite, esatto. Allora, ha senso se il Pordenone continua questo trend disastroso in andare sul mercato? Ecco, questa è una scelta che dovrà fare la società tra 5 domeniche. È chiaro che ci sono 4 partite quasi proibitive, l'unica abbordabile è con Albino Leffe fra 5 domeniche. Allora, a quel punto la società dovrà decidere se rinforzare la squadra oppure, diciamo, in un sciogliete le righe, giocare con i giovani e perderà tutte le partite e il campionato finisce lì. Altrimenti dovrà rinforzarsi sicuramente con 2 giocatori, una punta davanti e un centrocampista buono con i piedi, poi ci sono altre carenze, ma almeno questi 2, e poi cercare 2 giovani bravi sul mercato che possano, diciamo, sostenere il campionato di Serie D. Cioè questi 4 giocatori servono proprio come il pane se vuoi cercare di salvarti. Quindi non vedo altra scelta, insomma. Il problema è che non so se qualcuno di quelli che sono a Pordenone andranno via, perché quando hai un contratto professionista, certo, il giocatore dice: io rimango qua, a giugno si vedrà, intanto prendo i soldi fino a giugno. Certo.
questo è il concetto, non è facile, è una situazione difficilissima, intricata, e le decisioni non sono facili per la società, perché prendere un terzo allenatore, ripeto, potrebbe essere un boomerang disastroso che nel giro di 5 domeniche l'hai già bruciato e quindi il campionato è già finito. Perfetto, Maurizio, io ti ringrazio del tuo commento. Purtroppo la situazione è questa. Sì, certo. Avrei voluto commentare una situazione diversa, ma bisogna essere realisti e guardare la realtà in faccia, insomma, ecco. Perfetto. E non andare incontro a fantasie o a sogni che non esistono. Benissimo, grazie Maurizio, Va bene, ringraziamo ciao l'avvocato Giovanni, Maurizio Mazzarella, buona grazie domenica, ancora ciao. dei tuoi Ciao. preziosi commenti, ovviamente uno dei pochi che capisce di calcio dal mio punto di vista, penso che Duilio sia d'accordo con me nell'analisi. Io ho una bruttissima notizia da darti. Sì, La no, San Vitese era ce l'ho da Daniel, abbiamo in collegamento, Allora, che sta aspetta aspettando. che il collegamento lo fa Eleonora, prego, è il tuo momento. Ciao Daniel. Ciao a tutti. Volevo dire che la San Vitese ha raddoppiato con un bellissimo gol di una news oggi, di uno dell'Under, il numero 8 della Bianca Edoardo, con un bellissimo gol. E qua il comunale è saltato. Di conseguenza siamo 2-0. Hai visto Giovanni che oltre San Madono di Rosa, ma anche diciamo È arrivata la Madonna in studio, Daniel, è arrivata San Eleonora Mazzari e la San Vitese ha raddoppiato. Faccio anche i miracoli, e dopo anche diciamo le squadre di Tomei si diceva già all'inizio dell'anno che andavano in salita, però adesso si vedono i risultati, di conseguenza un grazie anche al mister diciamo che il mister Tomei non è discutibile come mister, no? In più in eccellenza, un uomo abituato ad allenare in C2, in C1 e in Serie D in eccellenza, è chiaro che un tecnico così fa la differenza, credo. Cosa dici? Sì, sicuramente è corretto quello che hai detto e adesso si vedono i risultati e c'è anche, diciamo, ogni domenica entra anche un giovane sempre in più dell'Under e questo fa piacere, diciamo, a livello del calcio pordenonese. Ecco. Perfetto, grazie Okay. Daniel. Se vuoi vedere Eleonora che è particolarmente bella, telepordonone.tv la vedi in streaming, va bene? Anche dal telefonino. Va bene, ok. Ciao e salutami tua moglie. Ciao sai? Giovanni. Ciao Daniel. Perché vedi Eleonora? Il nostro amico Daniel. Eccolo. Gol? No, annullato. Avrebbe segnato Danilo, ma Costantini, allora dai, facci la allora, vediamo, c'è cronaca. questo calcio di punizione battuto da Di Natale, siamo intorno ai 16 metri, vediamo, e in effetti c'è un giocatore udinese avanti, dunque c'è luce fra la difesa del Verona, del Chievo e il nostro attaccante, dunque gol giustamente annullato. Avrebbe segnato un bel gol Danilo di testa, ma l'arbitro ha annullato per evidente fuorigioco. Per il momento il titolo della partita, i primi 25 minuti, è la noia. Bene, Esatto. secondo me Escludiamo anche un po' l'arbitro di sta aspettando il gol di Natale, Anche secondo l'ha me. annullato apposta perché il primo deve essere fatto da Totò. Ecco. Nel frattempo prima la palla a Totò sulla corsia di sinistra, cerca un cross, angolino molto mamma bello, mia, ma bello, peccato. la difesa scaligera, clivense o scaligera, come lo vogliamo chiamare, perché scaligeri solitamente si vengono Sono gli altri. il Verona, Sì. però scaligeri sono comunque veronesi, riesce a eliminare per il momento 0-0. Gemma. Volevo continuare la parentesi sul Pordenone perché abbiamo al telefono Moreno Burlina per il Pordenone Fan Club. Allora, dal commento tecnico dell'avvocato Maurizio Mazzarella passiamo invece al commento del Pordenone Fan Club, ovvero sia il Caffè Nogaredo di Cordenos con il nostro amico Moreno. Buon pomeriggio Moreno. Buon pomeriggio a voi. Ecco, allora raccontaci un po', allora, a livello tecnico ne abbiamo parlato con Maurizio, invece raccontaci quello che è successo, tu che l'hai vissuto ieri durante la partita e soprattutto il post partita appunto a Pordenone. Beh, diciamo che giustamente c'è stata una forte contestazione da parte dei tifosi, visto lo spettacolo indecoroso a cui abbiamo assistito ieri, dove penso sia stato toccato il fondo, perché veramente dire che hanno giocato male è un complimento. E niente, c'è stato questa protesta da parte dei tifosi che se la sono presa un po' con la dirigenza e soprattutto con i giocatori, definendoli insomma dei mercenari, visto che comunque non c'è stato mai impegno in campo, sembra che siano qui solo per prendere lo stipendio e sinceramente hanno creato uno spettacolo
indecoroso, devo dire, cioè, non si poteva neanche definire una partita di calcio. E niente, c'è stata questa contestazione, sono usciti poi a parlare sia il presidente Lovisa sia i giocatori del Pordenone, i soliti che hanno comunque il coraggio di metterci la faccia, Zubin, McCann, Careri e la vecchia guardia, insomma, degli altri non si è visto nessuno. Hanno spiegato che comunque sono consapevoli della situazione, però per adesso dicono fino a gennaio non si può fare niente, non so neanche cosa si possa fare anche dopo gennaio, perché a meno che non ci sia un miracolo di questa squadra si salva ben poco. Ecco, dico proprio con l'amaro in bocca questa cosa, perché dimostrano proprio di non avere il benché minimo interesse né per la maglia e neanche rispetto verso la società. Insomma, questa è un'opinione mia personale, però come li vedo comportarsi è un po' così, insomma. Bene, abbiamo sentito dunque il commento sia da parte tecnica di Maurizio Mazzarella, il commento da parte degli appassionati del Pordenone, no? Più che tifosi, perché ieri io ero con voi lì in tribuna, è stata una cosa molto molto civile, niente di che, voglio dire. Sì. Ma ieri, tengo a precisare, non è stata una contestazione solo da parte degli ultra, diciamo, è stata proprio una contestazione da parte di tutti, esatto. Perché c'erano persone di tutte le età, insomma, lì a protestare davanti ai cancelli. Ecco, quello che ribadisco, perdere perché si è inferiori sotto il punto di vista tecnico ci sta, però perdere con l'orgoglio e con l'impegno, non con il menefreghismo, insomma. Questo ha fatto un po' imbestialire tutti. Certo. Ecco, questo è quanto. Benissimo, grazie Moreno, speriamo domenica prossima di sentirci per cose migliori, no? Sì, per farci gli auguri di Natale forse. Ma Dio, c'è un po' in anticipo, che siamo solo il 30 novembre. Cominciamo per tempo, che poi non si sa mai. Ci prendiamoci avanti, esatto, va bene. Grazie Moreno, noi ci vediamo a Caffè Nogaredo ovviamente. Moreno Burlina, grazie ancora del tuo intervento. Ricordiamo Pordenone Fan Club, Caffè Nogaredo, via Sclavons a Cordenons. Grazie ancora. Finiti i primi tempi per quanto riguarda Eccellenza e Serie D, allora andiamo a vedere quelli che sono i risultati dopo i primi tempi. Partiamo dall'Eccellenza, che sono quelli che abbiamo già raccolto tutti. Giocata ieri Vesna Monfalcone 0-3, oggi pomeriggio primi tempi Ciarlis Muzzane Lumignaco 1-1, ISM Gradisca Gemonese 0-0, Oltre Manzanese 0-0, San Vitese Cordenons 2-0, Tolmezzo Carnia Chions 2-1, a Corno Riosazzo Virtus Corno Torre 1-0, cioè il Torre sta vincendo in trasferta, risultato un po' clamoroso al momento, e Zaule Rabuiese 13° 1-0. Per quanto riguarda invece la Serie D, Belluno Legnago 1-0, Bianco Scudati Padova Clodiense si gioca questa sera alle 20:30, Fontana Fredda Alto Vicentino 0-0, Giorgione Drò 1-0, Mezzo Corona Cras Repen 0-0, Mori Santo Stefano La Fenadora 0-0, Tamai Montebelluna 1-0, Triestino Union Pro e Union Arzignano Sacilese 0-0. In Serie D questo primo tempo è effettivamente una fetecchia, no? Non si sta muovendo niente. Prego Omar. Darti una curiosità, Giovanni, in una partita di seconda categoria regionale, un anticipo di ieri giocato a Doberdò del Lago tra Mladost e Pro Gorizia, girone D di seconda categoria, sospesa per oscurità. Perché l'arbitro è arrivato, se non sbaglio, con un'ora e mezza di ritardo, non ci sono i fari e di conseguenza la partita è iniziata ma è stata sospesa perché non si poteva continuare. Ricorda qualche vecchia partita di Coppa Davis, non so se avevi presente. Comunque, su questi impianti non ci sono ovviamente non hanno l'impianto di illuminazione e di conseguenza partita sospesa per adeguato, quindi... Sì, beh, ma siamo sempre in seconda categoria, voglio dire, non è che hai l'obbligo di avere fari e controfari. Gemma. C'è da aggiornare il risultato per quanto riguarda il Tamai contro il Montebelluna. Ci dice Fulvio cosa è successo. Allora, appena cominciato il secondo tempo, Fulvio pum pum. Pronto? Fulvio, Sì, raddoppio del Tamai ancora con Zambon. C'è stata un'azione 1-2 con Federico Furlanda alla 3/4, un rimpallo favorevole, si è presentato in area e ha fatto secco il portiere. Al quarto minuto del secondo tempo, qua siamo leggermente in anticipo, iniziata ai 25. Quindi 2-0 per il Tamai. Molto bene, molto bene. Ok? Aspetta, c'è una persona che vuole salutarti, Fulvio, resta lì, prego. Ciao Fulvio, sono Duilio. Ci sei, scusa?
Duilio. Pronto? Duilio. Ciao Duilio, ciao. Caramba, che bello. Caramba, che sorpresa. Come va? Benissimo. Ok, grazie. Bene. Già altri aggiornamenti Sei sempre un vecchio cuore bianco nero? Assolutamente sì. Maledetti. Digli in studio che il campionato l'abbiamo già ammazzato anche quest'anno per il 4º anno di fila, ok? Va bene, riferirò. Ok. Ciao Fulvio. Ciao. Ci sentiamo, Ciao. Allora, altri due cambiamenti in Serie D, avevamo appena dato i primi tempi. La monotonia del primo contrasta con la partenza dei secondi tempi. Abbiamo appena sentito Tamai raddoppio con Montebelluna 2-0. A Santo Stefano la Fenadora va in vantaggio, quindi Mori Santo Stefano, la Fenadora 1-0. Il Giorgione raddoppia col draw, quindi Giorgione draw 2-0. Ribadiamo appunto Tamai, Montebelluna 2-0. Cosa succede a Udine? Rispetto al primo collegamento che abbiamo fatto al 25esimo si sono un po' svegliati, nel senso che si è cominciato a vedere qualcosa, però tanta confusione di nuovo per quanto riguarda le azioni finali d'attacco, palla troppo lunga, non riescono a fare, come si dice, i cross precisi, c'è un po' di confusione, no? Al centrocampo. Non so se il mister mi può confermare. Come c'è un po' di più dell'Udinese, nient'altro. Come c'è un po' di confusione nella vita. Tanto scusa Giovanni, dobbiamo dare anche degli altri perché sono delle novità. Beh, prego. Allora in schedina per noi Verona 0, Fiorentina 1, incredibile, e Napoli 1, Cagliari 0, mentre le altre due partite Parma Empoli e Cesena Sampdoria come Udinese Chievo sono ferme ancora sullo 0-0. Però l'importante è che la Fiorentina sta vincendo col Verona, per gli amici del gioco. Allora, collegamento Gemma. Sì, c'è un'altra variazione del risultato, non vorrei neanche dirtela sinceramente, anzi guarda, non te la dico io, te la dice Fabio Campagnol per Charlene Smuzzane e Lumignacco. A te Fabio. Sì, allora direttamente da calcio d'angolo al 46esimo, quindi al primo minuto del secondo tempo, Tartalo intacca, quindi perdiamo 2-1. Ah, quindi siete andati sotto 2-1, incredibile. È incredibile, vabbè. Oggi il nostro portiere meraviglia, non le sta indovinando. Comunque la partita è ancora lunga. La partita è lunga, sì, appunto, e poi Charlize ha tutti i mezzi ovviamente per recuperare, manca tutto il secondo tempo. La partita è lunga nel senso che possiamo prenderne altri due. No, dai Fabio, adesso... Fabio, aspetta che ti passo Omar, prego. Fabio, scusa, di quello che ho capito avete preso 2 gol da palle inattive, così almeno di quello che ho potuto capire. La prima non era inattiva. C'era un cross comunque. Però c'era un'uscita del portiere che col sole negli occhi non ha... Prego? Mi è dato a farfalle, come si dice in gergo tecnico. Esatto. Porta incustodita, incornata di testa, gol. Questa era palla inattiva sul calcio d'angolo direttamente in porta. Perfetto. Va bene, allora grazie naturalmente a Fabio Campagnol, ci collegheremo ancora più tardi per seguire una partita comunque che si sta muovendo molto, no? Perché 3 gol in pratica in un tempo e un minuto è una delle partite più vivaci per quanto riguarda l'eccellenza. Parlavamo di confusione che vive nella vita di Eleonora Mazzarri. Raccontaci qualcosa. No, non c'è nulla da raccontare. Ma si faceva un po' di gossip, dai. No, sai che io ti ho detto, l'ho proibito il gossip. Il gossip... Fate un po' di esoneri con i Mazzari. Sì, i Mazzari, sì. Uno è stato cacciato dall'Inter, tu hai cacciato uno. Io non caccio nessuno, io sono buona, Ho adottato un gatto, se vuoi sapere. Sì, l'ho visto, è bellissimo tra parentesi. Poi ti faccio vedere quello che arriverà a casa mia. Sempre se la Gemma me lo dà, ovviamente, no? Il gatto. Non lo so. Ecco. Ci sto pensando. Ci sta Però pensando. è veramente più bella del solito oggi Eleonora. È splendente, è raggiante. Lo stavo È il notando gatto anche nuovo Enrico. che Il gatto nuovo. E lo sapevo, gli animali. Immagino che sia un gran cosa. maschietto. Sì. È ovvio, per Beh, quello se sei fa così. un effetto Ma così, è peloso o di quelli... Pelo corto. Raccontaci, no? Pelo lungo, pelo corto. Io ne ho a casa. Persiano, quelli corti, cos'è? È un persiano, un iracheno, cos'è? È un ISIS. Un ISIS? È Attacca. arrivato col coltello? È incappuccito, assolutamente. Quelli col coltello arrivano solo da Vicenza. Adesso io metto sotto tortura Eleonora, così dopo ci racconta gli ultimi esoneri, perché aveva avuto 2 settimane abbastanza intense, No, ma... Scusami, allora cosa scrivi su Facebook? Perché io ti seguo su Facebook. Ma cosa scrive? Ma no, ma tu segui un fake probabilmente. No, sei tu. Ne sei proprio sicuro? Sì. No. Ma ne Ma parliamo adesso, Sì. adesso
basta Mazzari, si passa ai Mancini. Quindi... Ai Mancini adesso, ho capito, Questo qui. perfetto. Gemma? Io pensavo adesso una pubblicità, ma Infatti. c'è Pier Antonio Stella al Benissimo, telefono. allora andiamo subito ad Arzignano per Unione Arzignano, Arzichiampo, non so come si chiama sta squadra, Sacilese, Pier Antonio. Sì, Giovanni, non belle notizie per la Sacilese, Arzichiampo in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo con un bel gol del ex attaccante del Pordenone Martin Trinchieri. È andato via sulla destra, è entrato in area e con un preciso diagonale non ha lasciato scampo a Favero. In precedenza avvio scoppiettante della ripresa con 2 occasioni, una per parte, subito vicinissimo al vantaggio il nuovo Arzichiampo con un'azione personale di Marchetti che serviva in mezzo per Urbani, risposta della Sacilese con un tocco fuori veramente sotto misura di Beccaro dopo una sponda di testa di Spagnoli. Approfittando di questo veramente inizio molto vivace di tempo, l'Arzichiampo si porta in vantaggio, ripeto, con questa azione personale veramente molto bella di Trinchieri, per cui Sacilese è costretta a rincorrere in questo inizio di ripresa. Bene, grazie a Pier Antonio, bene neanche tanto, vabbè, ma come dicevo prima anche agli amici di Cerri Smuzzane la partita è ancora lunga, quindi qualcosa può succedere. Grazie a Pier Antonio Stella. Sì, fermo l'IGP perché c'è un altro aggiornamento adesso qui. Ecco, Fuoco e fiamme. Muori anche, perfetto. Sì, esatto, Così pensate facciamo, audience. facciamo il picco d'ascolto se muori. in Esatto, diretta, cosa sì. non farei io per questa trasmissione. Quindi? C'è Maurizio Mazzon. E allora Fontana Fredda, Alto Vicentino, prego Maurizio. Niente, ha segnato l'Alto Vicentino, c'è stato un cross in mezzo del numero 7 e praticamente la palla è passata sopra la testa di Ianneo, tra Ianneo e Cao si è inserito Giglio che di testa ha insaccato in tuffo. Subito dopo c'è stato un fallo a metà campo, una spinta di Florian sul difensore su Pignat e l'arbitro ha interpretato come un fallo cattivo e ha dato subito il rosso a Florian. Una cosa secondo me un po' esagerata, no, sì, un po' esagerata, sicuramente esagerata. Scusami Maurizio, attenzione grande. Scusa, stiamo seguendo l'Udinese come al solito. Carnezzi, ho detto giusto, Carzeni salva la porta dell'Udinese. Precedentemente salvataggio sulla linea di Danilo. Scusaci Maurizio, risultato ancora 0-0 comunque. Maurizio, intanto ti ringraziamo e ci aggiorniamo più tardi, d'accordo? Grazie. Grazie mille, grazie. Veramente ha rischiato grosso qua l'Udinese, c'è stato un clamoroso buco difensivo, si è inserito bene il giocatore del Verona, del Chievo, scusa, sono fissato col Verona oggi perché ce l'ho in testa col gol, dovrebbe essere Paloschi, è entrato in area, ha rubato il tempo al suo diretto avversario, botta sicura, per fortuna Danilo era lì, l'ha respinta, poi ripresa di nuovo l'azione da parte del Chievo, botta sicura anche in questo caso all'altezza di un rigore in movimento, ma l'estremo difensore greco ancora una volta dimostra tutta la sua... tutto il suo stato di grazia e ha evitato il gol del Chievo Verona. Allora ricapitoliamo i risultati perché sta succedendo un po' di tutto sia in Serie D che in eccellenza. Siamo più o meno al 10° minuto dei secondi tempi. Per quanto riguarda la Serie D, Belluno Legnago 1-0, Bianco Scudati Padova Clodiense, si gioca questa sera alle 20:30, Fontana Fredda Alto Vicentino 0-1, Giorgione Dro 2-0, Mezzocorona Cras Repen 0-0, Mori Santo Stefano La Fenadora 0-1, Tamai Montebelluna 2-0, Triestina Union Pro 0-0 e Arzichiampo Sacilese 1-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, Cerri Smuzzane Lumignacco 1-2, ISM Gradisca Gemonese Oltre Manzanese 0-0, San Vitese Cordenos 2-0, Tolmezzo Carnia Chios 2-1, Virtus Corno Torre 0-1 e Zaule Rabuiese Tricesimo 1-0. Importante per il nostro gioco in schedina, Verona 1, Fiorentina 1 e il Napoli sta vincendo 2-0 col Cagliari. Ecco, quindi ancora 1-1 tra Verona e Fiorentina. Allora, prima di fare merenda, ricordiamo il gioco perché si gioca fino alle 16. Allora, ricordiamo il gioco Ludovica Lucrezia. Il gioco... Lucrezia Ludovica. Ok, il gioco è 1x2, bisogna decidere chi vincerà. Chi vincerà? Sì, tra le partite Udinese Chievo e Verona Fiorentina. Ecco. E i premi sono 6 bottiglie di vino, in particolare 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo, offerte gentilmente con l'etichetta Pascià, che ovviamente ringraziamo. Più che gentilmente vado io là con la scimitarra o mi dai le bottiglie o faccio l'ISIS, hai capito? Faccio così. Il gatto. Perfetto. Ok, allora potete mandarci ovviamente i vostri risultati al 348 294
7672. Io e te non facciamo più merenda, mi sa, conviene a Matteo. Prego, Gemma. No, c'è Daniel per Perché noi. c'è Leonora, No. adesso comincia a telefonare. Vabbè, ma anche tu non puoi sempre. Dai, parliamo un po' di calcio adesso. Prego, Daniel. Grazie Gemma, salvami. Sì, ciao Giovanni, la San Vitesse si è portata sul 3-0 con un bellissimo gol del numero 7 Scodeler e poi c'è stata anche una clamorosa espulsione del numero 10 ex Pordenone Sessolo. Porca malora. Quindi il Cordenons rimane in 10, ma non solo, non c'è Sessolo, che insomma nell'economia del gioco del Cordenons non è proprio l'ultimo, no? Lo so. E diciamo la San Vitesse è solo 3-0, che è quella cosa più importante. Ma l'espulsione c'era? Cerca di fare l'obiettivo, so che ti è difficile, ma c'era l'espulsione? Dicono di no, però va bene così. Beh, ovvio, è chiaro. Perfetto, grazie Daniel. Grazie Giovanni, grazie a voi. Ciao. Vediamo se riusciamo adesso. Cosa dici? No, volevo solo dirti che Hamilton ha vinto il mondiale, se ti interessa. Hamilton è campione del mondo in Formula 1, per chi interessa. La Manu è contenta. Allora, la prossima canzone la dedichi a Hamilton. Ecco. Ride Like the Wind è perfetta. Massa che ha vinto il Gran Premio. È perfetta. No, Massa ha vinto il Gran Premio, Ha vinto il incredibile. Gran Premio, Hamilton comunque, vista la distanza di Rosberg che era fuori con i punti, è campione del mondo matematicamente, dunque questo è il risultato. La Ferrari non si sa, la stanno cercando ancora in giro per Abu Dhabi, non sa dove è finita, cioè dispersa. Ma c'è anche il museo poi da Se Ferrari, qualcuno ha mi sembra, notizie no? di Alonso e di Raikkonen ci faccia sapere, grazie. Ascolta Manu, ma a te piace Hamilton come pilota o come uomo? Tutte e due, Due, però beh. più come pilota. Non ti crede nessuno, sta crescendo il naso. Davvero. Attenta che- Ho sempre avuto una grande passione per lui, devo dire. Hai una grande passione per Una lui. grande passione per Hamilton. Anche perché ricordiamo chi è la sua donna, che è È quella che fa la canta- l'X Gemma. Factor, il giudice di X Factor America, no? Lei? è la cantante delle... Io sono rimasta Nicole Scherzinger. Non è lei? Sì, la Mora lì, una Sì, cantante sì, lei. americana. Nicole. No, non è Nicole. Si chiama Nicole Scherzinger. Ah, Nicole? Nicole Scherzinger ho detto. Scherzinger, o Scherzinger. Nel frattempo viene unito l'uomo con le ali Però- tatuate, E Teo. d'altra parte Giallo. uno bello non può avere una brutta fidanzata. Tu dici? Funziona così. Ah, una legge. Hai una foto di Matteo? Sul telefono, sì. Perfetto, allora adesso scarichiamo la foto di commentiamo. Matteo, vediamo se ha ragione la Manu che una bella donna deve per forza avere un Se bell'uomo. no devi cambiarlo, guarda, non ci sono sì, proprio adesso glielo diciamo santi, subito. devi Ecco. proprio farci un pensiero. Chiara, tu il tuo fidanzato è bello? Scusa, senza nulla togliere, ma scusa Matteo. ma- Cos'è? Tuo fratello continua a dirti che sei in ritardo perché non hai fidanzato? Sì. Invece so che tuo fratello è un playboy, Sì, lo so anch'io. se ne passa di cotte e di crude, no? Ai, ai, ai. Ha preso un po' dal papà? Ah, non lo so, bisogna chiederlo alla mamma. Bisogna chiedere alla mamma, benissimo, facciamo scandalo della famiglia Alu e anche questa è un'altra domenica. Allora, noi ci fermiamo. Facci vedere Matteo. Adesso sei curioso, di la Sono verità. curioso adesso, voglio vedere se la tua tesi è giusta. Ok, allora cosa facciamo? Ricreazione time. Ricreazione time, ci vediamo tra pochissimo, state lì. A tra Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%. Dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane.
Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. Tutte le novità, tutte in una domenica. Domenica 30 novembre, Bonaveno Trattori, Open Day. Potrete ammirare tutti i nuovi prodotti e le ultime novità dei marchi più prestigiosi. Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Gregoire, Merlo. Le migliori soluzioni per l'agricoltura. Domenica 30 novembre, Open Day, Bonaveno Trattori, a Pravis Domini, Pordenone. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate. Ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session, e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario. E per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto. Stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto. Stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Spettatori, festeggiamo i 200 gol di Totò di Natale, perché l'Udinese proprio al 45esimo minuto è passata in vantaggio sul Chievo, e Totò 400 gare in Serie A con l'Udinese per lui oggi, 200° gol. È stata una bellissima azione conclusione da parte del capitano. Questo è calcio, tutto il resto è noia. Stop di petto, palla sul sinistro, botta al volo. Stop di coscia destra. Sì, poi Matato l'ha messa giù di petto, come si dice. Messo al volo, tiro di sinistro e palla dentro, imparabile per il portiere. Riprendiamo al 45esimo, Udinese 1, Chievo 0, gol di Totò di Natale, 200ª marcatura per lui. E un'altra bella notizia ci giunge dritta dritta da Fontana Fredda, dove c'è Maurizio, vero Gemma? Sì, sì, c'è. Prego Maurizio, una bella notizia, vai! Si pensava che accadesse mai, è accaduto. In 10 Fontana Fredda ha raggiunto il pareggio con una splendida incursione di
di Grotto in area, sembrava poi che avesse perso la palla, invece l'ha recuperata, ha tirato, la palla si è innalzata e con un pallonetto ha superato il portiere, bellissimo. Quindi, nonostante, come ci dicevi, il Fontana Fredda è in 10, sta mettendo sotto l'Alto Vicentino. No, non lo stiamo mettendo sotto, calma. La gara è come quella di prima. Adesso è chiaro, se eravamo in svantaggio abbiamo un attimo cercato di accelerare un attimo, però insomma non dimentichiamo il divario tecnico che c'è tra le due squadre, insomma esiste sempre e rimarrà sempre. Certo, perfetto, siamo molto contenti sia per il 1-1 del Fontana Fredda, naturalmente anche per i 200 gol del Grande di Natale e il vantaggio dell'Udinese. Certamente sì. Grazie Maurizio, ci sentiamo più tardi, grazie ancora. Cambia anche a San Vito di nuovo il risultato, abbiamo sentito prima da Daniel Cordenons in 10, attenzione. Adesso c'è Daniel che ci dice cosa succede lì. Allora, siamo rimasti che la Sanvitese aveva fatto il quarto gol su rigore. Cos'è successo ancora, Daniel? Caro Giovanni, qua il Cordenons ha fatto il gol della bandiera con 4-1 con un bellissimo gol di Ametai. Speriamo che si fermano lì adesso, che non venga fuori il secondo, perché dopo cominciano a tremare le gambe. Tu dici? No dai, speriamo di no. Ma non penso, insomma, con un risultato così eclatante, prendere... potreste fare come... Penso che l'unica squadra sia riuscita è stato il Pordenone, no? A Salò, col Feralpi Salò, che vinceva 3-1, 4-2 e è riuscito a perderla. Non penso che è arrivata tanto. Speriamo di no, dai. Speriamo che ci aiuti San Madonna di Rosa. Santa Madonna di Rosa. Lì sì, ok, grazie Giovanni. grazie Daniel. Ciao Giovanni. Grazie. Ciao. Poi c'è la Madonna Eleonora qua in studio che porta bene la Sanvitese. Quando ci sei tu di solito la Sanvitese non perde, da quello che mi ricordo. Allora andiamo ad aggiornare tutti i risultati perché sta succedendo un po' di tutto. Partiamo con l'eccellenza: Belluno Legnago 1-0, Fontana Fredda Alto Vicentino 1-1, Giorgione Dro 2-0, Mezzo Corona Cras Pen 0-0, Mori Santo Stefano La Fenadora 0-1, Tamai Montebelluna 2-0, Triestina Union Pro 0-0, Union Arzignano 1, Sacilese 0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Ciallis Muzzane Lumignacco 1-2, ISM Gradisca Gemonese e oltre Manzanese 0-0, Sanvitese Cordenons 4-1, Tolmezzo Carnia Chions 2-1, Virtus Corno Torre 0-1 e Zaule Rabuiese 1-0. In Serie A è cambiato qualcos'altro. Sì, allora andiamo a dare i parziali dei primi tempi. Allora Udinese Chievo 1-0, Verona Fiorentina 1-1 e queste partite, ricordo, sono nel gioco comprese, dunque è importante, tenete, ascoltate quello che vi diciamo. Poi a Parma l'Empoli sta conducendo sul Parma per 1-0, Napoli Cagliari 2-1 col Cagliari che ha sfiorato, pensa Giovanni, il gol del 2-2, perdeva 2-0 ma il Cagliari ha rischiato proprio a 3 secondi dalla fine del primo tempo di fare addirittura il 2-2. Cesena e Sampdoria sono ferme sullo 0-0. Bene, Gemma. Sì, abbiamo Eddie Fabris dallo stadio per raccontarci di Udinese Chievo, però c'è un frastuono incredibile, quindi spero riesca a sentirti. Allora, vediamo, Eddie, a te la linea, prego. Buongiorno a tutti, la confusione, come potete sentire, è abbastanza forte. Comunque partiamo appunto dal 45esimo, quando Di Natale è riuscito a infilare la sua 200esima rete in Serie A e da quel momento è scattato l'entusiasmo del pubblico, che fino a quel momento era piuttosto assopito, poiché con un Chievo raggomitolato all'indietro l'Udinese ha trovato scarsi spazi giocabili e solo a tratti è riuscita a vivacizzare la gara. Il Chievo appunto raggomitolato all'indietro, però ha avuto un'occasionissima di passare in vantaggio al 40esimo, quando Danilo ha prima salvato sulla linea su tiro di Pellissier e poi Carnesis sulla ribattuta ha effettuato un miracolo salvando su tiro di Birsa. Quindi l'Udinese ha corso anche qualche rischio, ma questo primo tempo ha sancito appunto un vantaggio sostanzialmente meritato. Edi, senti, come si è festeggiato il 200esimo gol lì in tribuna? Non mi sente forse Edi non mi sente, e vediamo se riusciamo a... Sì, ti sento ma vagamente. No, ecco. dicevo, come è stato festeggiato il 200esimo gol di Totò lì in tribuna, lì dove eri tu? Ma prima della partita Di Natale ha ricevuto anche la maglia simbolica per le sue 400 partite in Serie A,
all'appello mancava appunto questo 200° gol, chiaramente quando l'ha messo a segno potete immaginare l'apoteosi qui allo stadio, è stato acclamato a lungo, però al di là di questo l'Udinese deve cercare di conservare questo vantaggio, poiché il Chievo appunto pur impostato con un 4-4-2 molto guardingo ha dimostrato di poter anche rendersi pericoloso, ecco, quindi la partita non è ancora finita. Perfetto, grazie Edi, ci sentiamo alla fine della partita, d'accordo? Va bene, d'accordo. Grazie di Fabis, direttore di 3000 Sport, naturalmente Tom. Per noi oggi allo Stadio Friuli, per 3000 Sport, ma ovviamente abbiamo approfittato visto che c'era Gemma. Volevo solo salutare tutti gli ascoltatori che stanno partecipando, numerosissimi al gioco. Parlano poco del resto, parlano solamente per il gioco, però c'è un ragazzo che si chiama Paride da Cormons che dice: complimenti a tutti, ma soprattutto alla ragazza da voi ospite in studio, non ricordo il suo nome. Allora, ce ne sono 3 bellissime ragazze oggi ospiti in studio. 4, cioè, è vero. È vero, ce l'ha qua. Vabbè, ma per me, io l'ho conosciuta che era così piccolina, per me non è ancora una ragazza. Poi hai sentito cosa ha detto? Ripetiamo cosa ha detto suo fratello, che tu... Sono piccola. No, prima cosa ha detto? Che tu... sei in ritardo. Sei in ritardo. Sei in ritardo. Allora, grazie naturalmente a Paride di seguirci. Io, vabbè, no, dimmi. Deve specificare quale Se ci delle dici belle quale ragazze. delle 4 abbiamo una bionda, biondissima, una femme fatale, una splendida futura velina, la nostra Ludovica Lucrezia, o Lucrezia Ludovica, fate voi. Sì, deve dire chi. Deve dirci chi, perché non vale così. Però guarda che non vinci le bottiglie. No, esatto, non vinci le bottiglie. E anzi, c'è- ce ne porti tu un paio, così ne so già. C'è un aggiornamento per quanto riguarda l'eccellenza, ISM Gradisca 1, Gemonese 0. Benissimo. Però il risultato più clamoroso, Giovanni, è l'All 3 che sta pareggiando con la Manzanese 0-0. Sì, al Questo momento secondo sì. me è il risultato più clamoroso di oggi. Oltre purtroppo alla sconfitta degli amici di Cordenons, però questo penso sia... Sì, per gli amanti delle statistiche, io sto parlando. Ma io direi che anche la vittoria al momento del Lumignacco a Certo, Cardino è abbastanza clamorosa. Tutto bene per il Monfalcone, va bene così, speriamo che non ci chiamino più e andiamo fino alla fine. Allora, eravamo in debito di una canzone per Hamilton qua, mi sembra, no? Sì. Che Allora, a te piace come pilota. No. GP, prima della canzone, visto che Paride ha risposto, ha detto chiaramente tutte. È un vero gentleman, bravo Paride. Grazie. Unghie sui vetri, sugli specchi dappertutto, Qualcosa becco. Vabbè, giustamente tu dici Sparo nel gruppo. sparo del mazzo, uscirà qualcosa. E allora per voi Manuela e il grandissimo maestro Stefano Gislon, poi ci racconterai di una cosa che ho saputo. Quale? Dopo. Qualcuno ha fatto la posteri. spia. Qualcuno ha fatto la spia. Esatto. Prego. It is a night, nobody's awake. I'm on the run, no time to sleep. I've got to ride like the wind to be free again. And I got such a long way to go. Such a long way to Make it to the border of Mexico.
canzone, l'eccellenza, succede di tutto. Allora andiamo ad aggiornare i risultati. Adesso non so se credere a Friuli Gol o al tuo aggiornamento, perché qua mi danno che la Gemonese sta vincendo con l'IS Gradisca. No, noi abbiamo lì l'inviato che ci manda i messaggini, quindi non vorrei dire... Allora, vabbè, fatto salvo questo, clamoroso a Faedis, l'oltre in vantaggio sulla Manzanese, quindi oltre 1, Manzanese 0. E poi ancora cambiato, a Corno Riosazzo si ribalta la situazione, Virtus Corno 2, Torre 1. Allora io direi, abbiamo un collegamento? Sì, abbiamo un collegamento perché è cambiata anche la situazione, ce lo spiega Fabio Campagnol. E allora andiamo a Carlino, proprio in eccellenza c'è di tutto. Prego Fabio. Allora, c'è stato il gol di Filippo Fabro, 75esimo. C'è da dire che gli ultimi 10 minuti erano stati ad appannaggio del Ciarnismo Sane. Stiamo pigiando sull'acceleratore, speriamo di portare in porto questo risultato, ecco. Beh, direi che magari con un gol in più sarebbe meglio, no? Un gol in più per noi, però gli ospiti sono abbastanza ostici oggi. Stanno esprimendo un buon calcio e noi siamo un po' indietro oggi, siamo un po' con la testa fra le nuvole. Forse le troppe vittorie consecutive vi hanno un po' rilassato? Pensavo, un attimo fa pensavo la stessa cosa, perché parlavo con un mio amico, dicevo 12 partite, 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta, a inizio stagione avrei firmato una carta, ne avrei firmate 20. Chiaro. Quindi adesso vediamo. Stiamo reagendo comunque. Comunque confermi Ciarlis Muzzale che è andato a pareggiare, quindi 2-2. 2-2. Perfetto. Grazie a Fabio, ci sentiamo naturalmente in questo ultimo quarto d'ora più recuperi. Allora io direi di ricapitolare l'eccellenza perché è successo di tutto. Ciarlis Muzzale Lumignacco 2-2, ISM Gemonese o 1-0 o 0-1, adesso cerchiamo la conferma, scusateci. Oltre Manzanese 1-0, San Vitese Cordenons 4-1, Tolmezzo Carnia Chions 2-1, Virtus Corno Torre 2-1 e attenzione anche a Rabuiese, cambia risultato, Zaule Rabuiese 2, Tricesimo 0, veramente un secondo tempo in eccellenza clamoroso, furioso. Gemma? Furioso. Abbiamo invece di Furio Fulvio noi in collegamento per raccontarci cosa succede a Tamai, per Tamai Montebelluna. Prego Fulvio. Fulvio ci sei? Vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Fulvio Ferone. Pronto Fulvio, ci senti? Niente da fare. Va bene, niente, allora cerchiamo di raggiungere... Non sapevi cosa era successo a Tamai, Gemma? Non ti aveva detto? Vabbè, Scusami, sì, eccomi qua. 4-0 per il Tamai. Adesso comunque lo recuperiamo. Un fuoco di fila, da 1-0 a 4-0. Da 2-0, scusatemi, a 4-0. Vabbè, meglio per la squadra di Stefano che, ripetiamo, è un grandissimo nostro amico. Quindi Tamai 4, Montebelluna 0. Andiamo quindi a ricapitolare anche la Serie D. Belluno Legnago 1-0, Bianco Scudati Clodiense si gioca questa sera alle 20:30. Fontana Fredda Alto Vicentino 1-1, Giorgione Dro 2-0, Mezzo Corona Cras Repen 0-0, Mori Santo Stefano La Fenadora 0-1, Tamai Montebelluna, come avete sentito, 4-0, Triestino Union Pro 0-0 e purtroppo la Sacilese è sotto ad Arzignano con l'Union Arzignano come Arzichiampo. Ma perché tutti... mantenere un nome, no, ogni anno devono cambiare tutto. Gemma, comunque 1-0 la Sacilese sta perdendo, prego. Vorrei provare a vedere se sono riuscita a recuperare il nostro Fulvio. Vediamo se ci mettiamo in collegamento con Tamai. Fulvio Ferone. Niente da fare. Proprio oggi con Tamai abbiamo dei problemi. Strano perché insomma di solito con Fulvio i collegamenti sono sempre... si vede che anche la linea telefonica con questo boom 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 è andata a farsi benedire. Va bene, nel frattempo è ricominciata Udine, Omar? Non ci sono novità per quanto riguarda la Serie A, io sto ascoltando anche le parlate partite non collegate. È bellissimo, ecco. La linea rossa, no? Abbiamo proprio la linea rossa con la Federcalcio. La linea rossa. Ecco, allora se non c'è niente io direi che facciamo un piccolo break. Così certo. Io e te discutiamo di cosa fare dopo le 5. Dove vorreste andare? Mangiare un gelato. Ma dai, ma mangiare un gelato. Andiamo a berci 4 americani. Alle 5? Vabbè, l'aperitivo si comincia alle 5. Dalle 5? È aperitivo. Ok. Un'esperta... Dalle allora, 5 è tutto senti, concesso allora. Senti l'esperta di aperitivi. Eleonora Mazzari, nota esperta di aperitivi. A che ora comincia in Friuli l'aperitivo?
Dalle 5, ma anche in Veneto, dalle 5 in poi si può fare aperitivo. Ok, è tutto lecito. Ecco. È bello, è tutto lecito, l'ha detto lei, non l'ho detto io, attenzione. Siete voi che andate a fare attento, aperitivo, perché anche dalle 11:30 alle 2 però. Sì, esatto. 11:30 alle 2 e poi dalle 5 in poi. Sì, problema che Quindi magari... hai 3 ore di riposo. Ah, ecco. La pennica per ripigliarsi. Senti, ma fino a che ora dura l'aperitivo, Eleonora? Non lo so, dipende. Tu ad esempio i tuoi aperitivi vanno fino Ma alle... i miei iniziano dopo, perché io esco dall'ufficio alle 7:30, 8, quindi... Ecco, l'udinese in attacco, vediamo... No, niente, peccato. Non mi ha salvato la campanella, no? No, ecco, dai, prosegui. Quindi il tuo aperitivo comincia, vabbè, sappiamo che comincia alle 5, normalmente invece tu lo cominci verso le... 7:30, 8, lavoro per me. Poi dipende, del venerdì o dell'infrasettimana? Ecco, attenzione! Cioè, è differente. Allora, io direi, rimaniamo in sospeso e ricordati questa cosa che dobbiamo chiarire bene per gli amici a casa. Gemma. Sì, mi sono stancata di chiamare Fulvio e allora ho chiamato Fabio Campagnol. Ecco, è la stessa roba. Allora, Stessa Fabio, partita. a te la linea. Sì, allora 3-2 ha segnato Moras, quindi abbiamo raddrizzato la partita per il momento e speriamo, come dicevo prima, di portarla a casa. Beh, oramai mancano 7 minuti più il recupero, insomma. Sì, più o meno sì. C'è stato un calo degli ospiti e noi ne abbiamo approfittato, a parte che stavamo spingendo più noi adesso. Adesso c'è una reazione ospite, vediamo se riusciamo ad arginarli, insomma. Sì, ma d'altra parte era abbastanza clamoroso che Lumignaco vincesse da voi. Adesso, a parte gli scherzi che ci facciamo... Non è... no, io e te ce lo siamo detti ieri. Sì, ma io... Era una partita che veramente ad avere un euro da scommettere avrei scommesso per il Lumignaco. Addirittura? Sinceramente. Sì, ma è sempre stata la bestia nera del Cernis Muzzane. Si è rivelata tale anche oggi, non è che ha tradito le attese. Certo. Però siamo stati bravi a reagire. Allora, mi diceva Duilio di dirti che non è ancora finita, infatti quello che ha detto lui, ha detto anche Fabio, non è finita, cerchiamo di portarla a casa. No, perché è una partita ancora apertissima. Certo. Proprio può succedere di tutto. Bene, allora Fabio, ci sentiamo nel corso di questi ultimi minuti, vediamo cosa succede. Va bene. Grazie mille. Ciao Fabio Campagnol da Carlino per Cernis Muzzane, abbiamo sentito Cernis Muzzane e Lumignaco 3-2, dunque Vedi Gemma... che porto bene? A Fabio, voglio dire. A Fabio porti bene. Ecco, no, non c'è un collegamento, ho chiamato il nostro inviato e mi ha confermato che l'ISM Gradisca sta vincendo per 1-0 contro la Gemonese. Adesso il Friuli Gol ha confermato. E allora io direi che dopo queste belle notizie facciamo... Ah sì, dobbiamo discutere, devo andare dopo io e te, perfetto. Salutiamo Matteo, diciamo di raggiungerci. Sì, va bene. Vada per questo... Come sì, va bene, oh. Noi prendiamo l'americano prima, poi può raggiungerci, dai. Ha capito Matteo, lei si prende l'americano prima, non ha specificato Della quale. serie I wanna gay, let's go, pop-on, no? Tipo l'Alberto Sordi. E quindi? E quindi... Cosa facciamo? Adesso facciamo il break. Brava. Poi ne riparliamo. Poi sì, durante il break parliamo, va bene? Va Ci bene. vediamo tra poco. A tra poco. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%. Dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano X. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane.
Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. Tutte le novità, tutte in una domenica. Domenica 30 novembre, Bonaveno Trattori, Open Day. Potrete ammirare tutti i nuovi prodotti e le ultime novità dei marchi più prestigiosi. Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Gregoire, Merlo. Le migliori soluzioni per l'agricoltura. Domenica 30 novembre, Open Day, Bonaveno Trattori, a Pravis Domini, Pordenone. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. Aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session, e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica. Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario. E per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto. Stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto. Stile italiano. In centro ad Azzano Decimo. Eccoci qua. Gentili telespettatori, buon pomeriggio. L'altra domenica, rush finale della nostra trasmissione, però stava molto bene l'inquadratura su di lei. Sì. Per tipo... Potevi muovere la Potevo bocca, farmi esatto. parlare io, sì. Così facevi il labiale con la voce. No, perché traduzione. siccome siamo avanti noi come trasmissione, no? Certo. Quindi poteva essere che lei per un momento si è trasformata, e, hai capito? E quindi... Aveva problemi di ugola, insomma. Di ugola. Intanto ricordiamo che l'Udinese sta vincendo 1-0 sul Chievo, siamo intorno al quarto d'ora della ripresa. Sono cambiati altri risultati, ricordo Napoli-Cagliari 2-2, Parma-Empoli 0-2, Verona-Fiorentina 1-1, dunque importante anche questo per la nostra schedina, e Cesena-Sampdoria ancora 0-0. Bene, noi stiamo vedendo
siamo agli sgoccioli per quanto riguarda naturalmente sia le partite di Serie D e sia le partite di eccellenza. Voglio salutare anche gli amici del rugby, non è che ci siamo dimenticati di voi, semplicemente per 2 domeniche si è fermata la Serie A del rugby e Rugby Udine che naturalmente tornerà con noi la domenica prossima quando appunto ricomincerà la Serie A del rugby, che si era fermata proprio perché ha giocato l'Italia, ieri ha perso ma col Sudafrica e non ha neanche perso malissimo, voglio dire, è stata anche una partita abbastanza buona per quanto riguarda la nazionale italiana. Bene, stiamo un risultato importante in Serie A. Prego. Cesena 1, Sampdoria 0. Cesena 1, Sampdoria. È molto importante che sia per l'Udinese che per la classifica della Serie A. Sì, La Sampdoria è sotto a Cesena. Intanto è stata una conclusione, vediamo bellissima questa azione, per poco insomma, è andata, come si dice, ha fatto la barba al palo. Il portiere c'era, però è una bella fiondata, come si dice. Allora io sto vedendo se ci sono aggiornamenti in eccellenza, rimane tutto come a questo punto io direi di aspettare i finali perché in eccellenza non cambia niente. Vediamo in Serie D se riesci a caricare e ci sono dei problemi ogni tanto, il bello della diretta è questo, no? Ovvero sia quando cerchiamo di darvi in velocità i risultati ovviamente non si carica la pagina web, ma non importa. Allora parlavamo di aperitivi, dunque cioè, perché lei pensava mi fossi dimenticato, ma col cavolo che mi dimentico. Allora si parlava, no, dell'aperitivo, Leonora, sì. Se è quello del weekend o se è quello della settimana, perché cambia molto. Ecco. Sì. Ecco, attenzione l'Udinese in avanti, vedi ogni volta che parli tu l'Udinese va in avanti, quindi parla tutta la puntata, tutto il secondo tempo parli. Bene, quindi l'aperitivo del mercoledì, dai, vediamo. L'aperitivo del mercoledì, no, dura poco, se c'è dura poco. Come se c'è? Tu dimmi che una bella donna, attenzione ancora Totò, limite dell'area Totò ancora, ne ha saltati 2 ma vabbè. Tu devi capire che io li pago per segnare mentre parlo così. Ha capito, ecco. Visto che ricordiamo che Eleonora lavora all'Udinese Academy, che ovviamente è all'interno dell'Udinese Calcio SPA, e tu sei proprio negli uffici dello Stadio Friuli. Sì. Ecco, ancora l'Udinese in avanti, Terò, niente da fare, palla fuori. Ecco, allora l'aperitivo del mercoledì, se c'è, come va? Va, che dura un'oretta e mezza. Così poco? Sì. Sei sicura di vivere a Udine? Ma scappo velocemente. Tu hai capito. Allora invece parliamo dell'aperitivo del weekend, invece qua ci diamo dentro di brutto. L'aperitivo del weekend non c'è la cena di solito il venerdì, quindi è un aperitivo. Ecco, comincia verso le 19:30? 20. 20? A oltranza. A oltranza significa l'una di notte, alle 2, alle 3? Dipende. Non lo so, poi se trovo te in giro a bere anche fino alle 7 del mattino conoscendoti. Sì, poi, quello può essere, ti confermo questa tua idea. Ma bisogna cambiare gli orari, diciamo, da Leonora, perché lui comincia alle 2 del pomeriggio e finisce alle 9 di sera. Io mi allineo a quello che ha detto il mio amico Duilio, perché l'aperitivo da noi comincia alle ore 17, sia che sia giovedì, sia nel weekend. Ecco, anche ieri pomeriggio, finita la partita allo stadio, sono andato un attimo in ufficio, hanno aperto i miei amici dello 0434 che saluto, e alle 17 è cominciato l'aperitivo, non è mica colpa mia. Tocca. Se tocca, no? Perché ad esempio invece Stefano, che è una persona seria, non fa l'aperitivo. Non hai il tempo. Non hai il tempo, perché tu Stefano, so che a parte essere un musicista, suonare, eccetera, tu anche scrivi i pezzi, sei un compositore. E nell'ultimo lavoro di Mina c'è una tua canzone. Sì, nel penultimo disco di Mina. Ecco, raccontaci com'è stata questa esperienza, questo contatto. La canzone si chiama Dottor Roberto. Sì. È una canzone su un dentista. Perfetto. Per cui solo Mina poteva cantare. Dentisti, no? Di me? Tra le persone più odiate sulla terra sono i dentisti, sì. No? Una curiosità è che appena registrata questa cosa l'ha messa su YouTube, qualcuno immancabilmente va su YouTube. Sì. E quindi lì si sfogano tutti con gli insulti e ne ho ricevuti una valanga dai dentisti. Ma è gente che non sa scherzare. I dentisti no. Ma quelli che hanno scritto senz'altro comunque. Penso di sì. Scusa Giovanni, cambia risultato a Verona, Fiorentina 2, Verona 1, dunque 2 per quanto riguarda il segno nella nostra schedina. Esatto, quindi in questo momento è 1-2. Il gioco udinese Chievo 1,
e Verona Fiorentina 2. Gemma? Sì, sentiamo una persona che adora i dentisti. Chi è? Sto scherzando. C'è Fulvio Ferone che, visto che è finita Tamai... Vediamo se riusciamo, perché tu No, ma lui abbiamo avuto dei problemi con il telefono e lui sentiva tu era lì in attesa, probabilmente abbiamo sbagliato a passarlo, non nel mix, l'avremmo passato negli altri uffici di Telepordenone qui a Udine. Va bene, l'avete passato a me a dire il vero, perché lo sentivo io. Allora parla tu, Omar, no? Era lì con la cornetta, hai capito perché era lì con la cornetta rossa? Allora, linea Tamai, prego Fulvio. Non sentiamo niente, fermati lì, non sentiamo niente. Senti? Adesso sì, eccoci qua. È finita 4-0 per il Tamai, ho avuto problemi col telefono, non riuscivo a avvisarti. 4-0 per il Tamai, un rigore sbagliato e un palo a porta vuota di Pavan, ex giocatore del Pordenone. Una partita senza storia, una bella partita, però... Il terzo gol l'ha fatto Petris e il quarto gol Furlan su rigore che ne aveva sbagliato uno 10 minuti prima. Perfetto, allora grazie a Fulvio. Posso dire una cosa? Certo. Prego. Volevo fare i complimenti a Totò Di Natale per i 200 gol in Serie A. Sì. Anche se io non sono di quella sponda, però è uno dei ultimi talenti rimasti in Italia. Purtroppo a 37 anni. Ormai è alla fine carriera, però se non ricordo male deve essere il sesto o settimo giocatore che arriva a farsi 200 gol in Serie A, quindi tanto di cappello, chapeau. Ecco, speriamo che tu non stia buffando, perché il Chievo ha appena rischiato il pareggio, quindi ti pregherei di non collegarti più, che non porti gramma. Senti, tu mi conosci, sai qual è la mia fede, però i grandi giocatori non hanno maglia. Questo è vero, era ovviamente una battuta. Il Chievo è entrato l'idolo della nostra Leonora. Ecco, grazie a Fulvio Ferone, grazie. Allora ribadiamo Tamai 4, Montebelluna 0. Chi è entrato nel Chievo? Maxi è entrato. Maxi Lopez? Solo perché c'è del gossip dietro, no? Allora deve essere questi sono lui. Ma perché ti piace essere cornuta? Non lo so. No, ma non lo so. Sì, è la storia di Maxi Lopez. L'ha detto lui. È stato fatto cornuto dai Cardi, voglio dire. Non lo so, devo andare a casa a litigare per principio. Prego Gemma. No, sono un interista, vedi? Capito. Volevo dirti solo che ci ha chiamato Daniel al volo per dirci che conferma il risultato. La partita a San Vito si chiude con San Vitese Cordenos 4-1. Bene, in Serie D è successo di tutto, in questi ultimi minuti stiamo aggiornando i risultati, purtroppo non è successo quello che speravamo, ovvero sia fino adesso il pareggio della Sacilese. Io credo che siamo addirittura d'arrivo, se non sono ancora finite le partite. Allora andiamo a riepilogare quella che è la Serie D. Belluno Legnago 2-1, ricordiamo Bianco Scudati Padova Clodiense, si gioca questa sera alle 20:30, Fontana Fredalto Vicentino 1-1, Giorgione Drò 3-0, il Cras Le Pen sta vincendo a Mezzo Corona, quindi Mezzo Corona 1, Cras Le Pen 2, quindi cambio panchina che in questo caso ha fatto un bel effetto. Mori Santo Stefano La Fenadora 0-2, Tamai Montebelluna 4-0, Triestina Union Pro 0-0, Union Arzignano Arzichiampo, chiamatele come volete, Sacilese 1-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, tra poco vi daremo i finali, ma andiamo subito anche a vedere se c'è qualche risultato cambiato rispetto a qualche minuto fa. No, allora ricapitoliamo: c'è l'Ismuzzane Lumignaco 3-2, SM Gelmonese 1-0, Oltre Manzanese 1-0, San Vitese Cordenos 4-1, partita già conclusa come abbiamo sentito da Daniel, Tolmezzo Chions 2-1, Virtus Corno Torre 2-1 e Zaule Rabuiese tricesimo 2-0. Tra pochi minuti vi daremo i definitivi. Allora Alessio, raccontaci questa ennesima esperienza, ricordiamo per beneficenza, tu e Antonio. Vi siete costruiti questo pedalò UFO che adesso vediamo nelle immagini che ci manderà la regia. Partite da Lignano. Da Lignano, siamo partiti da Lignano. E ve ne andate fino dove? Siamo andati in discesa, perché dicono tutti che eravamo in discesa, siamo arrivati in Puglia. Beh, sei in discesa, no? Perché da Lignano vai a sud. Siamo in discesa, sì. Ma poi non tornate su, però, no. Scendete, facile così. Ti piace vincere facile così, no? Mi piace vincere facile. Abbiamo fatto un warm up nel 2012 per capire se era possibile. Avete anche pit stop? Sì, assolutamente sì. Ogni sera pit stop. E quest'anno abbiamo fatto la prima parte del progetto, che prevede tutta la circonnavigazione dell'Italia. Per cui quest'anno siamo partiti da Lignano, siamo andati in Puglia, a Focevarano, Ischitella, Foggia. Il prossimo anno vorremmo partire da lì e salire verso la Campania. Nel 2016 partire dalla Campania e salire verso Genova. Il tutto per raccogliere dei fondi per un reparto di malati terminali in ospedale a San Vito del Tagliamento,
un reparto hospice gestito dall'ASL, all'interno della quale c'è un'associazione che si chiama Associazione Gabbiano Amici dell'Hospice, per cui nel 2012 abbiamo raccolto 200 euro, nel 2013 abbiamo fatto il tentativo andato male, che poi ci siamo riusciti quest'anno, invece abbiamo raccolto lo stesso 1200 euro e anche quest'anno altri 1000, insomma. Ecco. Tutto aiuta. Ma come riuscite a organizzare questa cosa molto particolare? Devo dire, non ho notizie in Italia di altre... Diciamo che abbiamo scelto questa cosa qua proprio per essere originali, che nessuno avesse mai fatto una cosa di questo tipo qua. Sì. Nel 2014 siamo stati sostenuti da 3 sponsor, grazie ai quali abbiamo comprato il mezzo meccanico, che è un prodotto canadese. Canadese? Sì, ecco. arriva dal Canada, Sì. per cui la Breda SPA, Nautica dal V e Pezzuti ci hanno sostenuto e hanno comprato il mezzo. Che costa parecchio? Costa 3.200 euro, per cui con l'aiuto di loro 3 abbiamo acquistato, e li ringrazio pubblicamente. Nel 2015 la cosa diventa un po' più grande, cerchiamo qualche buon imprenditore friulano che possa aiutarci a seguire il nostro sogno, certo. Perché già il fatto solo di spedire il mezzo giù e riportarlo a casa ci va via 500-600 euro andata e 500-600 euro ritorno, per cui la cosa diventa ancora più onerosa. Speriamo di trovare sostegni. Altre aziende. E in che periodo rifarete questa Noi avventura? siamo partiti il 27 luglio quest'anno, ripartiremo il 27 luglio anche il prossimo anno. Ah, quindi proprio... È una data fissata. Ma quest'anno, ad esempio, col tempo schifoso che faceva quest'estate, avete trovato ancora ulteriori Noi non difficoltà? abbiamo trovato brutto tempo, parlo di pioggia, però sempre mare abbastanza mosso. Per cui... Tanto eravate in discesa, quindi. Ma tanto eravamo in discesa, non era un problema. Non era assolutamente un problema. Nel frattempo il Chievo rischia Sì, pareggio. tra l'altro, non mi sono permesso di interrompere, è entrato Widmer nell'Udinese, è uscito Bado, dunque in questo momento l'Udinese gioca una difesa a 5 perché Widmer si sposta a destra, Piris e Ertò diventano in tutti gli effetti difensori centrali, con Domizzi che gioca in una posizione un po' strana di terzino sinistro e Danilo che è a tutti gli effetti libero di ruolo. Dunque una difesa, una sorta di 5-3-2 da parte dell'Udinese a 20 minuti dal termine, con la squadra friulana in vantaggio, ricordiamo, per 1-0. Ha avuto ripercussioni anche sui canali nazionali questa vostra impresa, no? Perché la Radio DJ che vi ha seguito. Abbiamo Radio DJ che ci invita spesso telefonicamente. Sì. Radio Rai 1 della nostra regione, il Friuli, voi oggi vi ringrazio, e un po' a livello ANSE, insomma, giù nella Bassa Italia, Termoli, in Abruzzo, nel Molise, nella Ma com'è allora, raccontaci come funziona. Voi partite la mattina? Partiamo la mattina, E via a alle pedalare. 6 si inizia a pedalare, Sì, alle quindi- 6 per cui sveglia alle 5. Sì. Si inizia a pedalare generalmente sui 50-60 km al giorno, per cui si pedala 10-12 ore. Alla sera si arriva in spiaggia, si spiega quello che si fa e si chiede sostegno. Si chiede... Ma dormite in spiaggia, dormite in albergo? O dormiamo in spiaggia, o andiamo in cerca di colonie piuttosto che frati, suore, ambienti di questo tipo qua dove possono sostenerti gratuitamente, Certo. come volontariato. E se non troviamo niente si dorme, Si arrangia. si sta in spiaggia, perché Sì. dormire Difficile, non si dorme nulla, 0, per cui tu ti fai un giorno intero di attività, la notte non dormi, il giorno dopo fai Certo. un'altra bella esperienza. È tutto in estrema avventura, insomma, non abbiamo dei sostegni. Per questo, Sì. non essendo io Antonio dei ragazzini, vorremmo il prossimo anno avere un camper che ci segue. Ah. Allora, avendo qualcuno a terra che ci segue, sei in grado di sbarcare sicuramente in un posto dove riesci a farti una doccia e a dormire decentemente per ripartire Certo. il giorno dopo. Ma te la vedresti come hostess o accompagnatrice ufficiale Eleonora insieme a voi sul trabicolo lì? Secondo me pedaleresti anche più forte, forse. Pedaleremo più forte. Averla lì in costume da bagno che prende il sole davanti. Probabilmente pedaleremo sicuramente più forte. Sicuramente no, È poco questo non la posso- incentivante il mio. Questo non la posso dire. Diciamo che il nostro obiettivo è comunque ben chiaro, è il sostegno dell'ospedale, per cui andiamo veloci anche senza altri additivi. Questo sì. Però guarda che lei è veramente stupefacente, guardala. Cioè, vestita, pensa se è svestita. Niente da dire.
Quanti complimenti ti faccio oggi? Guarda che Oggi, dopo ti do il mio IBAN, così mi mandi via. Non vuoi che ti dia il mio? No, Non vuoi tesoro. concludere Io questa giornata di il positività? mio secondo mestiere è lo gigolò, quindi sei tu che devi mandarmi un bel... Vabbè, ma ecco, vedi, dice le cattiverie. Gol del Chievo. Era un quarto 1-1, Udinese Chievo 1-1. Radovanovic dai 16 metri ha scagliato un destro che questa volta Karzelis non ci può arrivare. Troppo coperta la formazione bianco-nera e qui Karzelis effettivamente non ci può arrivare, ha tirato veramente un missile dai 16 metri. Poi tra l'altro era anche coperto da due suoi giocatori, non poteva neanche vederlo, però veramente una fiondata quella del giocatore Radovanovic, se non ricordo male, e il gol del pareggio del Chievo. Dunque tutto da rifare a un quarto d'ora dal termine allo Stadio Friuli. Si festeggia i 200 gol di Natale, ma purtroppo riemerge il solito problema, cioè questa fragilità a centrocampo e forse, ripeto, qui è facile dirlo, siamo seduti, questa sorta di difesa a 5 che non mi ha convinto tanto, questo arretrare per tenere la partita sulle barricate. Perché Duilio, tra parentesi, è che prima aveva fatto una bellissima parata al portiere greco dell'Udinese sul tiro non so di chi, proprio era a fil di palo, no? Assolutamente, sono 10 minuti che l'Udinese stava rischiando. Adesso vediamo cosa succede, speriamo che alzino un po' la squadra perché sono abbassati un po' troppo. Ma si sono abbassati, visto che tu sei tecnico, per merito del Chievo o proprio una scelta sicuramente tecnica? Il Chievo spinge e chiaramente se poi il mister dell'Udinese decide di giocare con la difesa a 5 automaticamente si richiama dentro ancora di più, secondo me, quindi un po' è un po'. Sì. Capisci? Vedi qualche possibilità dopo il pareggio, a seconda appunto tutto il secondo tempo? Adesso sta rivoluzionando tutto perché adesso vedi, esce Piris, esatto, mette dentro Bruno Fernandes, si torna a giocare a 4 dietro, esatto, e con Bruno Fernandes che tecnicamente dovrebbe fare il trequartista dietro Terò dietro di Natale. Allora probabilmente questa volta qualcuno dice che l'ha letta bene, per me l'ha letta male, perché non puoi a 20 minuti dal termine col calcio di oggi arretrare dietro, giocare con una difesa a 5 quando l'Udinese sappiamo che non sa difendere, questo è il problema. Esatto. Luigi e Antonio, è andato un po' in confusione Mazzari, secondo te? Mazzari, scusa. Complimenti. Sì, è 2 ore che le sto dicendo di far giocare il terzino all'ala e lei mi sposta sulla fluidificante. Dicevo, Stramaccioni è andato un po' in confusione questo secondo tempo. Ma guarda, l'Udinese ha cominciato il primo tempo col possesso palla rispetto di più che non come percentuale che non il Chievo. Però è sempre una squadra che fa molti errori nei passaggi, ma da tutto il campionato. Ha cominciato col 3 difensori, poi un quarto che rientrava dal centrocampo e quando hanno dormito un po' è stata l'occasione per il Chievo che Danilo ha salvato sulla riga. Ecco adesso un'altra azione. Poi erano i 4 centrocampisti più i 2 attaccanti. In questo caso l'Udinese nel secondo tempo giustamente è stato ricordato che ha arretrato dei giocatori giocando in 5 in difesa, il che l'Udinese con il Chievo non può giocare così. Esatto. Gioca in casa, ha parecchi punti e Chievo è quello che è, però ha fatto un vantaggio a pro del Chievo così. Poi oggi sono rientrati due senatori, diciamo Domizzi e Pinzi, per dare anche, perché naturalmente c'era qualcuno che aveva dei problemi, poi uno squalificato, ma con questo questi due qui non è che hanno giocato male, ma però l'Udinese tutto il campionato è sempre una squadra a rischio, va in vantaggio e poi viene naturalmente quasi sempre anche ripresa, sì. Ecco, questo è l'Udinese di tutta l'annata, la vedo così. Diciamo che se non segna di Natale sono volatili per diabete. E comunque sia, se non provi a fare la partita tu col Chievo, con chi devi provare a farla? C'è una bella striscione in casa. Prego Luigi. Un bel striscione, c'era prima su di Natale, quando ha segnato il gol. Allora, 200 opere d'arte e che Dio lo assista. Sì, assista anche l'Udinese. Intanto Giovanni, se permetti, aggiornamenti perché sta succedendo fuochi e petardi anche in Serie A. Allora, oltre a Udinese e Chievo 1-1,
Vi segnalo che la Fiorentina sta vincendo sempre 2-1 con il Verona, l'Empoli conduce 2-0 con il Parma, la Sampdoria ha pareggiato a Cesena, dunque 1-1 e Napoli-Cagliari 3-3. Bene, eravamo rimasti prima, perché io sembro vecchio rimbambito, lo sono, ma un paio di neuroni mi rimangono, eravamo, meno male che sembra al microfono, con Stefano che ci raccontava del pezzo scritto per Mina, dottor Roberto, correggimi se sbaglio, giusto, dentista, e ci eravamo fermati sul fatto dei dentisti che ti insultavano su YouTube. È capitato di vedere una serie di insulti, ma più o meno un paio di dentisti, per la verità. Un paio molto incazzati. No, non ho idea, sai. Dall'Italia, per cui scrive chi vuole. Sì, ma non ho proprio idea. Come sei arrivato fino a Mina? Cioè, l'hai spedito il pezzo? Perché io tantissimi anni prima suonavo a Brescia con dei musicisti che suonavano con Mina. Per cui loro hanno fatto da tramite con un brano, con una serie di brani che io le ho mandato, e lei mi ha chiamato. Ti ha chiamato lei? Sì, sono andato a Lugano a farlo con lei. E com'è dal vivo, visto che non si vede da una vita? Una signora. Ma che carattere è? Simpatica, è scontrosa, è burbera? No, non è che vai lì... D'accordo, anche perché penso che come figura sia anche molto carismatica come persona, sì, no? Sì, ti senti anche tu proprio un po'... Sì, stai sul tuo. Sì, molto. Ma comunque... Ma io ho soprattutto a che fare con il figlio Massimiliano Pani. Che è il produttore. Cioè, quando propongo le cose, io comunque adesso parlo con lui. Certo. Lui è il produttore, fa un sacco di cose. Anche arrangiatore mi sembra, no? Sì. Ecco. Ma poi in fase di registrazione tu hai partecipato o hai solo preso... Ah, ecco, hai anche partecipato. Sì. Bello. Sì. Loro sono stati molto intelligenti da andare prima a pranzo insieme. Sì. E avevamo argomenti in comune musicali, e quindi... Perché sai, fa tremare i polsi chiunque, per cui io ero schiantato. Che gira per strada, non ho chiuso occhio, sono arrivato lì. Però appunto hanno avuto proprio questa accortezza di stemperare la tensione e poi primo colpo tutto bene, benissimo. Vabbè, sono tornato a casa. Una gran bella esperienza. Sì, no? Bello, bellissimo. Nel tempio lì sei. Sei al top, no? Perché dicono ancora nel frattempo l'Udinese rischia di fare il 2-1, ma di Natale è proprio bloccato il momento peccato. No, dicevo, si parla negli ultimi anni, quello che mi ricordo io, almeno da 15 anni, che salta fuori una nuova cantante, questa è la nuova Mina, in realtà c'è sempre Mina. Esatto. Quando danno quel paragone lì, i nuovi Beatles, i nuovi i vecchi ci sono. Ti ricordi Giorgia la nuova Mina, ti ricordi ai tempi quando è venuta fuori a Sanremo la nuova Mina e poi alla fine. È un po' un peccato per gli artisti essere paragonati così, perché tu vorresti avere il tuo, ti paragonano. Certo. Se poi ti paragonano i grandi, ti fanno anche il favore di paragonarti a un grande, però il grande è lui, quindi sarebbe meglio anche non farlo. No, volevo chiederti una curiosità, avete registrato a Lugano? A Lugano, bravo. Sì, in Svizzera, dove bello Lugano. Che poi a casa sua lo studio di registrazione, mi sembra, esatto. È tutto lì, è casa e bottega lei. Sì, diciamo di sì. Allora, visto che abbiamo la Madonna in studio, sta entrando Evangelista. Perfetto, benissimo. Per la cronaca, giusto per... Benissimo. Allora, bene, tra poco sentiremo un altro pezzo naturalmente di Manu e di Stefano Gislong. Allora, adesso però parliamo di Ludovica Lucrezia, perché è un piacere averla qua vicino a me questo pomeriggio. Ringrazio ancora Fabrizio Astolfi e l'Astol Models, la penultima domenica in cerca della nuova conduttrice. E adesso sentiamo un po' di giudizi insieme a un po' di tue fotine. Dei giudizi, cosa pensate voi di Ludovica? Partiamo da Stefano, puoi anche guardarla al monitor che è un bel vedere. Un bel vedere, la cade, salva la situazione. In questo momento è solo vedere, perché non è mai di spalle, sarebbe con la S, no? Ecco, qua è S, qua è un bel vedere con la S, sì. Cosa ne pensi? Di Natale che Bialtieri mi hai tolto la S di bocca. Manu, secondo te com'è Ludovica? Bella, molto bella. Poi l'ho trovata anche molto sciolta. Sì, sciolta sì. Ma rende molto bene in video, foto in video. Aspetta, anche lei rende bene. Aspetta, ferma su questa foto. Cioè qua ti hanno fatto un vestito con i sacchetti delle immondizie? Sì, lo so, si vede benissimo. Sì. Vuoto. Ma alta moda di Milano però. Alta moda di Milano con i sacchi di immondizie. Beh, in effetti con quello che costa le immondizie, no? 10.000 euro il vestito. Ascolta, non voglio sapere il prezzo. ma sotto
Avevi qualcosa o No, non avevo niente. Quindi il sacchetto ti toccava la pelle? Sì. E non dà fastidio, scusa? Guarda, era anche molto difficile camminare perché era sotto, era strettissimo e quindi camminavo proprio con cioè un passino piccolo. Stile le ogni giapponesine, volta. quelle Sì, che vanno... così. No? Le geishe sono Esatto. quelle, no? Ecco. Fare gli scalini è un piacere proprio. Ma era un vestito che ti infilavi o aveva la cerniera dietro? No, Ti è infilavi? stato messo con gli spilli su misura. Su Cioè misura. si apriva un pezzo, Sì. tu ti infilavi dentro e poi te lo chiudevano su misura. E questa è alta moda? I sacchi del Un bel sacco. Un bel sacco, sì. Altre Antonio, cosa pensi della nostra Ludovica? È distratto. Cosa pensi dell'Udinese? Aspetta, non ti puoi distrarre. stai parlando con me? Alberto. Allora, Alberto, scusa. Alberto, vedi? Perdo colpi anch'io, Alberto. Ho paura che qui stiamo rischiando un po' troppo questa partita. Come che si diceva prima, dovevamo dominarla. Ma secondo te lei gioca più all'ala destra? Ludovica. L'altra volta avevi detto al centro avanti, secondo te Ludovica? Guarda, in qualunque ruolo va bene. Va bene. Ecco, non ha A problemi. me piacerebbe molto che giocassi in difesa perché mi facesse la marcatura uomo. Non so come mai, ma mi piacerebbe molto questo. Guarda che ti sarebbe difficile, eh? Sì, che ho problemi paura sarebbero, che dovessi sì. scappare. Non credo Ti che creerebbe dei problemi molto grossi, Luigi, Dimmi. dimmi, cosa ne pensi di Ludovica? Ma Dopo- guarda, tutte le volte che vengo qui ma sai che questo è il gioco, sono no? sempre delle miss. Cosa vuoi che ti dica? Sono, Vabbè, no, sono un belle. piacere, non piacere. Strabelle. Più di così. Va bene, continuate così. Grazie Fabrizio naturalmente. Alessio, tu non puoi parlare perché Pamela ci sta guardando. No, posso parlare molto bella, ma le mie donnine Giorgia e Asia ce le ho già a casa. Ah, Pamela l'abbiamo già La licenziata. Pamela, le piccoline. Sì, le sue figlie che salutiamo e salutiamo anche la Pamela. Tra parentesi hai fatto anche Miss Italia, qua Sì. sei molto bella quella foto lì che hai partecipato a Miss Italia. Duilio che è un noto, come posso dirti? Un noto che... Tu Vive- gradisci molto le donne, questo era il senso, cioè Voglio dire ti che- piace volevo dire l'estetica femminile. Ha un suo perché. Sì, beh. Ecco, Ludovica ha un suo perché. Ludovica, hai il tuo perché? E tanti complimenti alla mamma. Alla mamma. Grazie. Il papà non so perché non c'entra mai, no? Cioè, che poi alla fine... La mamma sarà più contenta così. Ascolta, alla fine, all'inizio che fa fatica l'uomo, poi 9 mesi la fa la donna, ma all'inizio la fa l'uomo la fatica, parliamoci chiaro. Eleonora, No, cosa devo dirti? non lo Bella so, è bella, beh. sorridente. sorridente, sa parlare in italiano, che incredibile, Sì, a ma parte vero? il primo verbo. Però Vabbè, non ma- c'ero, io sono arrivata Lei è alle arrivata 3, dopo, quindi Meno male. Ecco. è simpatica. Sì, Quindi... questo sì. A te Chiaretta è piaciuta Ludovica? Sì, mi piace. Ti piace? Sì. Cara. Ma tu nel prossimo futuro, cosa dici? Vieni a lavorare con noi in televisione? No, io vado a Milano. Tu vai a Milano? Sì. Neanche tuo padre lo sa, lo viene a scoprire in diretta televisiva, tutto ciò è molto bello. E cosa vai a fare a Milano? Ha un contratto con Berlusconi. Va a fare l'artista. Ecco, e in che ambito artistico? Boh, quello... A prescindere. Sì, qualcosa che andare a riguarda Milano. L'arte, ma tipo arte visiva, arti grafiche, arti motori non esistono, arti musicali, No, grafiche. grafiche, quindi arti grafiche. E vai a Milano. Sì. Hai già deciso il giorno della partenza? No, me l'ha detto mia mamma di andare a Milano. Ecco, tu... No, nel frattempo però verrà qua con te. Siamo tutti più tranquilli. Hai qualche anno però prima di andare a Milano, no? Mhm. Che devi fare il liceo artistico, mi sembra. Facciamo ora a fare la Miss qui, dai. Farai qua la conduttrice con me. No, ma forse io non farò più il conduttore, sai, è più facile quello. Va bene, allora io vi do intanto i finali di eccellenza e di Serie D. Allora partiamo con la Serie D, come al solito si è giocata oggi la 12ª giornata, ricordiamo che la partita Biancoscudati-Padova-Clodiense si gioca questa sera a partire dalle 20:30. I risultati definitivi e finali dunque: Belluno-Legnago 3-1, Fontanafredda-Alto Vicentino 1-1, Giorgione-Dro 3-0, Mezzocorona-Crassere-Pen 1-2, Mori Santo Stefano La Fenadora 0-2, Tamai Montebelluna 4-0, Triestina Union Pro 0-0 e Arzichiampo Sacilese, purtroppo per gli amici di Sacile 1-0. Eccellenza anche qua la 12ª giornata, ieri si è giocato l'anticipo, oramai lo sapete tutti ma dobbiamo ribadirlo, Vesna Monfalcone, i miei amici di Monfalcone hanno vinto per 3-0
sul campo del a Sant'Andrea sul campo del Vesna. Questo pomeriggio Charlis Muzzane Lumignacco 3-2, ISM Gradisca Gemonese 1-0, Oltre Manzanese 1-0, San Vitese Cordenons 4-1, Tolmezzo Carnia Chions 2-1, Virtus Torre 2-1, Zaule Rabuiese 13° 2-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, in vetta alla classifica, dunque la Charlis Muzzane raggiunge il Monfalcone distanziando il Vesna. È la prima settimana dopo 11 che il Vesna non è capolista. Anche questa è una notizia per quanto riguarda gli amici che seguono l'eccellenza. Detto questo, che cosa ci suonate? Vi ho presi in castagna, questa è il vero della trasmissione. Una canzone, Manu, che ti piace particolarmente? Sì, no, adesso facciamo un omaggio a Mina. Giusto, abbiamo parlato di perché Mina. abbiamo parlato di Mina e facciamo una canzone di Alex Britti che però ha cantato anche Mina, che Oggi sono io. Oggi sono io, bellissimo. Tu la conosci, Oggi sono io? Uff, è bellissima. Può essere di sì, ma sei troppo giovane. io con i titoli non sono molto afferrata. Mi hai dato da lei? Mi hai detto guardi? Mamma mia. Forse sì. E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti 1000 volte, per rovinare tutto. Come vorrei poter cambiare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se non è successo ancora. Aspetterò quando è il momento, non sarà una volta sola, ma spero più che posso che non sia soltanto sesso, questa volta lo pretendo. Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. Se stasera prenderò il volo, aspetterò l'amore, amore sia, e non so se sarai tu davvero, forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono io. Oggi sono io. Oggi sono io. E poi Stefano, non è facile questa canzone perché si parte bassissimo con la voce e si va altissimi. Sì. Come tonalità, tu che sei un maestro di musica, Sì, voglio no, dire, quindi... in genere i brani di Mina non è che lei non li sceglie in base alla difficoltà, certo, però poi li rende lei come sa renderli e quindi sfrutta tutta la sua estensione, che è ancora prodigiosa. Certo. Una cosa che vorrei dire della voce di Mina è che se tu, è perché tu la conosci, ma se tu non sapessi chi è Mina, non sapresti dare un'età alla sua voce. Se tu senti solo la sua voce, questo è vero. potrebbe essere una giovane... Che non è più giovanissima, no? No, però una voce senza età, Sì, una voce senza età, la qualità è ancora intatta. È vero, è vero. Allora, tra poco vi torniamo a dare ovviamente i risultati finali di Serie D Eccellenza. Omar, a Udine si sta ancora giocando? Sì, mancano 2 minuti e mezzo al fischio finale, siamo già nel recupero, sono 5 minuti di recupero. È una partita, come detto già più volte, sottolineato nel corso di questo pomeriggio, da doppia faccia, no? Se togliamo il gol di Di Natale c'è notte fonda per l'Udinese, se mettiamo il gol di Di Natale possiamo dire un punto guadagnato.
Questa è la situazione. C'è tanta confusione, anche Stramaccioni anche oggi ci ha messo un po' del suo con questo cambio, ripeto, a 20 minuti dal termine. Widmer per fortuna è rientrato perché ricordiamo l'infortunio a Palermo, ma non puoi giocare a 5 lasciando tutto quello spazio lì al Chievo Verona, che giustamente ha trovato il gol subito dopo del pareggio. Poi ha ricercato di rimescolare le carte con alcuni inserimenti, riportando Domizzi sulla fascia e via dicendo, ma sta di fatto che c'è tanta confusione e se Di Natale purtroppo non segna è dura. Duilio, a parte la doppia confusione di Mazzarri nel secondo tempo, no? Schierare i 5 dietro, poi Stramaccioni. Il tuo fascino, hai capito? Secondo me sarà lei il prossimo allenatore dell'Inter. Non so perché, ma... Tanto dall'ufficio al campo. Siete voi che dai le tattiche. Secondo me corrono anche solo cambiare le scarpe. No, ma secondo me corrono anche più volentieri se la posi in campo ad allenarli. Assolutamente. È come per Alessio e Antonio, no? Se andassi tu con loro via, pedalerebbero più volentieri guardandoti. Cioè, sai che non si può passare, c'è il divieto di entrare. C'è il divieto? No, raccontaci, svelaci questi retroscena. No, non si può, la squadra non può venire distratta, ma in generale, da chiunque. Si può andare. Vai a lavorare vestita così tu, no? Se tu la vedi, io guarda che ogni tanto quando vado a fare le conferenze stampa allo stadio, lei è l'ufficio proprio sotto dove c'è la conferenza stampa del mister, tu vedi ogni tanto arriva con i pantaloni lunghi, sembra essere di quelle del tempo della prima guerra mondiale, perché tipo da liceale, scarpa da ginnastica, t-shirt. Poi la domenica invece, come per magia, vedi queste gonne, questo fiore, queste gonne al limite della praticabilità, dove tu sei dove io e altri due ci mettiamo apposta sotto la scala, no? E loro che fanno questa bella sfilata, la Vanda Osiris, le famose minigonne asciallari. Poi vedete questo stile Vanda Osiris e tu dici allora, se finisce la partita così, arrivederci. Io finita Udine. Ecco, finita Udine, tra un po' vediamo tutti i finali anche della Serie A. Duilio, dunque la Udine è finita, punto perso o punto guadagnato intanto? No, allora, dipende da come la guardi, è un punto perso perché l'Udinese in casa contro il Chievo deve fare la partita. Sì. E di conseguenza sono 2 punti persi. Esatto. E un punto guadagnato per quello che ho potuto vedere adesso mentre stavamo parlando, eccetera, perché alla fine veramente tanta confusione. Il Chievo ha finito in avanti. È vero che il Chievo il primo tempo, un po' come è abituato a giocare Maran, gioca, si schiera per non farti giocare, quindi parecchia densità in mezzo al campo. E di conseguenza ti mette in condizione di sbagliare e infatti ci sono stati molti errori e parecchia confusione, però il secondo tempo la mossa di Stramaccioni per difendere il risultato dopo la perla di Natale in casa ha fatto sì che questi a quel punto non avevano niente da perdere, hanno preso coraggio, si sono spinti in avanti, hanno rischiato il pareggio 2 o 3 volte abbondanti, per non parlare della doppia occasione del primo tempo, oltretutto, che lì tra Danilo e il portiere, il doppio miracolo in 5 secondi. Però al secondo tempo il Chievo ha avuto le sue occasioni, ha legittimato, ha giocato meglio. Poca cosa, insomma. Una domanda proprio tecnica, no? Guardando il centrocampo dell'Udinese, si parlava prima anche fuori onda. Non credi che manca un giocatore di estro di fantasia e non è quello Fernandes, non quello di adesso? Cone non è un fantasista, un trequartista, che non come vogliamo, e tutti gli altri sono gran corridori, punto. Può essere, c'è da dire una cosa, che non è neanche facile trovare giocatori così, perché in giro però non è che ce ne parentesi, uno a casa ce l'avevamo, l'ha mandato ad Empoli, Zelinski. Sì, discorso di prima, giovane, puntiamo su di lui, scommettiamo oppure no, non lo so, è lì la scelta l'ha fatta la società. Anche Rovigni, quello trequartista del Primavera, è andato ad Empoli e fa la panchina, potevi tenertelo in casa. Chi questo, scusa? Capitano dell'anno scorso della Primavera, il 10, Rovigni. Non male quello non male. Non so perché l'ha mandato ad Empoli che non gioca ad Empoli. Allora io non vorrei sbagliarmi, questo è finito ad Empoli perché era di proprietà dell'Empoli, però non vorrei sbagliarmi. L'ho visto 2 o 3 volte nel a me sembrava che a Udine fosse in prestito. Era in prestito, perché è impressionante. Però penso, non ci giuro, però l'idea mia
è questa. Va bene. E no, niente, è lì in mezzo, cosa vuoi? sì, E Fernandez dall'anno scorso è un altro giocatore. Esatto. E anche quello è un altro. Diciamo che l'anno scorso aveva un punto di riferimento davanti, no? Quest'anno ne ha due, che non si sia confuso. Ma secondo me sai cosa? La partenza anche di Nico Lopez a Verona, no? Che sta facendo comunque un buon campionato, l'ha dimostrato, eccetera. E poi si parla di questo ritorno importante, secondo me, di Angela dalla squadra inglese che tornerà qui a Udine a gennaio. E probabilmente Angela potrebbe essere quel rinforzo sulla fascia destra che in questo momento manca, perché l'anno scorso, senza nulla togliere a Widmer, che è un signor giocatore, un signor terzino, un signor giocatore, però se ti ricordi all'Udinese manca quel giocatore tipo Basta che sapeva fare sia il terzino d'attacco che andare a chiudere. Faceva le due fasi, Angela potrebbe essere l'uomo in più per coprire le sgroppate di Widmer. Anche Pereira era sempre sulla destra. Certo, vabbè, Pereira non si sostituisce. A te quale delle due fasi piace, Leonora? La fase di attacco. Non suggerire. Suggeriscono tu che sei tecnica, non suggerire. Dipende. Ma tu ci metti sempre... No, ascolta, tu sei dell'Udinese Academy, vedi i ragazzi dell'Udinese ogni benedetto giorno, saprai che fase ti piace di più, se quella d'attacco o quella di difesa? Sì, però parlerò in presenza del mio avvocato. Perfetto. Perché so che tu lo girerai contro di me in qualche modo e maniera. Abbiamo i finali, Ok, i finali della Serie A. Velocemente, allora, oltre Udinese Chievo 1-1, ricordo il nostro gioco a Verona, Fiorentina batte Verona 2-1, dunque segno 2. Le altre partite, a Parma, Empoli batte Parma 2-0, Napoli-Cagliari 3-3 e Cesena-Sampdoria 1-1. Stasera Milan-Inter e domani l'ultima partita che è tra il Genoa e il Palermo alle 20:45. Invece a Ludovica che fase piace? Posso fare come lei no, tu e no, appellarmi all'avvocato? No, non posso. al limite al quinto emendamento se vuoi, ma non siamo negli Stati Uniti. Allora, visto che parliamo con Ludovica, adesso vediamo anche i voti da 5 a 10, vedendo le ultime immagini bellissime. Devo dire che sei anche molto fotogenica, telegenica ma anche molto fotogenica. Allora Stefano, da 5 a 10 a Ludovica. Aspetta che partino. Vedi che parlo anch'io male italiano. Aspetta che parlo. Parli male italiano. Li ho contagiati. Ecco, no, basta con quelle immondizie, qua andiamo avanti, grazie. Stefano, da 5 a 10. 10,5. 10,5, benissimo. Manuela? 10. Sì. Alberto? Come sempre. Portato con queste belle ragazze che avete sempre, 10 lode. 10 lode, Luigi? Per tutte e 5 promosse. 5 o 10? 9,5. 9, dai, rompi la media. No, comunque aveva dato 10,5, 9,5, siamo sempre a 10, Alessio. Io guardando lei, non guardando le foto, la preferirei con un po' meno trucco, per cui 9,5. 9,5? Sei troppo truccato? No, è gusto mio, sì, è gusto personale. Emilio? 10 assolutamente. Eleonora? Ma a me piace. Anche a me piace. Quindi quanto le diamo? Quindi le diamo le 10. 10. Chiaretta? 10. 10! Allora fai anche tu l'unplay come la Letizia domenica scorsa. Domenica Letizia aveva proprio tutti 10, ma tu siccome hai avuto 2, 3, 10,5, 2, 9,5, sei a 10 anche tu. Quindi sei pari a Letizia. Manuela, le tue prossime date dove possiamo venire a sentirti? Dalla Lorenza venerdì sono. Allora, di bene, venerdì 28. Ah, se non lo sai tu, guarda che è la data. Barocco, On The Rock, caffè, Alzano Caffè Decimo. Barocco Revolution. Caffè Barocco Revolution da Lorenza, Alzano Decimo. Ecco, e suoni con che band? Perché tu sei un po' una session No, io suono con la band Chicken Thieves. Chicken Thieves. Sì, facciamo rock. Fate rock, perfetto. Tu cover, immagino, no? Cover. No. Invece tu, Stefano, hai date in giro dove la gente può venire a suonare? No, io ho un lavoro di orchestrazione che sto facendo e sarà il Teatro Pordenone il 20 dicembre. 20 dicembre al Teatro Verdi? Non lo so se... non lo so. Ah, non lo sai se... perché ci sono due teatri. Perché mi occupo di questa orchestrazione e non ho proprio considerato tutto il resto, per cui non sono il più adatto. Quindi nell'occasione del Natale di Pordenone? Sì, è qualcosa inerente. È comunque l'orchestrazione con un'orchestra classica di brani folcloristici. Qui una roba un po' particolare. Ho capito, quindi intorno al 20 dicembre. Penso che il 20 non so bene. Certo, sicuramente saranno informazioni sui vari siti internet. Sì, ma uscirà nei giornali. Bene, allora prima di salutarvi io voglio darvi di nuovo
i finali sia della Serie D che delle eccellenze. Allora partiamo dalla Serie D giocata oggi pomeriggio. Ricordiamo che Bianco Scudati Padova Clodiense si gioca questa sera alle 20:30, invece le partite di questo pomeriggio sono Belluno Legnago 3-1, Fontana Fredda Alto Vicentino 1-1, Giorgione Drot, non riesco a dire Drot, dico Do. Forse perché sono influenzato dai musicisti, esatto. Giorgione Dro 3-0, Mezzo Corona Crassare Pen 1-2, Mori Santo Stefano La Fenadora 0-2, Tamai Montebelluna 4-0, Triestina Union Pro 0-0 e Arzichiampo Sacilese 1-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, nell'anticipo di ieri Monfalcone ha sconfitto il Vesna per 3-0. Questo pomeriggio Ciarlis Muzzane Lumignaco 3-2, ISM Gemonese 1-0, Oltre Manzanese 1-0, San Vitese Cordenons 4-1, Tolmezzo Carnia Chions 2-1, Virtus Corno Torre 2-1 ed infine Zaule Rabuiese Tricesimo 2-0. Io direi che possiamo salutare. Voglio ringraziare ovviamente tutti gli amici tecnici che ci hanno seguito, ovvero sia Maurizio, Gemma che è sparita e si sta facendo gli affari suoi con Enrico in regia. Cosa stai facendo là? Non ho capito, sto seguendo quello che stai dicendo. Ma cosa stai facendo? Stavi confabulando lì. No, ma che confabulando? Tu oggi allora, Eleonora, secondo me ti dà la testa. Ma è sempre perché? No, è merito, però portatelo via una volta per tutte, così. No. Allora, naturalmente voglio ringraziare tutti voi, amici i tecnici dello studio di Pordenone, lo studio centrale di Pordenone, tutti i nostri inviati tecnici in giro per i vari campi. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo pomeriggio, naturalmente grazie a Ludovica Lucrezia. Grazie a voi. Grazie a te, speriamo di averti qua da noi dalla prima domenica di dicembre. E l'appuntamento, quando è il nostro appuntamento? È domenica prossima. La domenica prossima. Tu pensavi quello dell'aperitivo, no? Sì, va bene. Domenica prossima a partire dalle 14 naturalmente su Telepordenone, in replica su Video Regione 16 del digitale terrestre a partire più o meno dalle 23:15. Ciao a tutti e buona settimana. Ciao, grazie a tutti, grazie, ciao.